I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious deep that grace appeared. The hour I first Yea, when this flesh and heart shall fade, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. Amazing grace, how sweet a sound, blessed sound like I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I Buongiorno, buongiorno. Perché questo bellissimo video e questa canzone? Perché vorrei che qualcuno capisse quanto ce la sta mettendo tutta questo Papa Francesco per cercare di fermare questa guerra assurda, questo Papa che molti deridono, dicono cosa sta facendo in Vaticano. Guardate che forse queste persone dovrebbero incontrarlo una volta, come ha fatto Mirella. Incontrarlo quando lui ti guarda e in quel momento tu ti senti piccolo così, addirittura sparisci per questo sguardo profondo, per questo silenzio ma che con lo sguardo dice tutto. Perciò cerchiamo di capire l'importanza e l'impegno, questo Papa che non sta più in piedi ma che continua a viaggiare per la pace, perché questo è il suo lavoro, questo è l'impegno che lui ha
la pace. Detto questo, presento subito due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Emanuela Gianetti, un'artista di arte contemporanea, però una donna che sta cercando anche di aiutare quelle donne in difficoltà, facendo e dando dei messaggi con i suoi quadri che poi vedremo molto importanti, che questo è la prevenzione anche con l'arte. Abbiamo anche da Padova Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. La seconda volta è stato più facile contattarla, Presidente, la prima più difficile. Sorride, sa che ho ragione, sì che la Mirella ha ragione. Allora io inizierei proprio da Emanuela Gianetti, proprio con questo video, ecco l'arte, la bellezza soprattutto di capire l'importanza della prevenzione anche con l'arte, il messaggio che si può dare. Tu lo stai facendo, sarai a Villa Margherita nel mese di ottobre, proprio perché vuoi dare un messaggio con questi quadri molto importanti, questa creatività. Prego Emanuela Gianetti. Allora, il mio messaggio, come ho già detto altre volte, è un messaggio di serenità, amore e bellezza. Questo deve essere l'arte che parte comunque dall'anima. Purtroppo, come hai detto tu all'inizio, ci sono guerre, c'è tanta cattiveria nel mondo e io mi sto tra virgolette occupando delle violenze sulle donne, sui bambini e non solo i femminicidi, comunque parlando di violenze sulle donne, violenze sessuali e pedofilia. Vediamo intanto alla regia, dico al nostro regista Italo Morais, se per cortesia può mandare anche i quadri che Emanuela Gianetti ci ha portato a visionare, a vedere, a commentare tutti assieme, perché sono quadri di un'espressività incredibile. Prego, cosa stiamo vedendo ad esempio sì, qui, Emanuela? Questo quadro l'ho intitolato Fantasy. È un quadro quasi fanciullesco, no? Il modo in cui ho disegnato questa bambina che potrebbe essere Cappuccetto Rosso, il mare al centro, che sono tutte simbologie che fanno parte della mia vita, perché appunto, come ho già detto, amo il mare, la natura, i fiori. Questo invece l'ho chiamato Sinapsi dall'universo, è un quadro materico, non so come spiegarlo, però sono idee che mi arrivano dall'esterno, dall'alto, anche perché poi io sono anche molto credente, quindi agisco proprio quando faccio i miei quadri di istinto. Infatti mai nessuna opera è uguale all'altra e sono irripetibili. Questo è un quadro che riguarda Budelli in Sardegna, cioè la natura della Sardegna mi ha colpito, devo dire, molto intensa, molto colorata, molto bello il mare, tutto. E quindi appena tornata dalle vacanze ho dipinto questo quadro ispirandomi proprio a Budelli. Allora io chiederei adesso a Luigi Lazzaro, Presidente, come commenta. Questo è il mare, ad esempio. Questo è il mare. Vediamo anche il commento materico di Luigi Lazzaro. Ecco, vedendo anche questi quadri, ma si nota la bellezza dell'ambiente, del colore, del cielo, del mare, che è tutto uno. Quando c'è azzurro è tutto uno, non c'è spazio che divida. Ecco, come commenta, e soprattutto dobbiamo porre attenzione all'ambiente, quello che sta facendo anche Papa Francesco. Prego, Presidente. Sì, buongiorno, grazie intanto per l'invito e l'opportunità di commentare anche gli aspetti artistici che spesso un'associazione come la nostra magari frequenta di meno. Devo dire che mi ha molto colpito, oltre a, diciamo, all'approccio sui temi naturali, anche l'approccio sulle disuguaglianze in generale e di genere in particolare, che in questa fase, in questo periodo stiamo vivendo in maniera abbastanza importante un aumento delle disuguaglianze sociali, economiche, ambientali, di genere, ripeto, che provocano anche delle tensioni sociali nei nostri territori, e tutti i territori del nostro paese, ma anche fuori dal nostro paese, che poi sfociano in altri paesi anche purtroppo in guerre, in tensioni
così diciamo, pericolose anche per le vite umane, oltre che per l'ambiente naturalmente, che spesso poi mettiamo in secondo piano giustamente quando scoppiano diciamo, guerre come quella che stiamo vedendo alle porte dell'Europa in Ucraina. Questo per dire che gli aspetti diciamo, ambientali e le disuguaglianze che stiamo facendo amplificare senza intervenire rispetto a quello che anche l'arte ci sollecita a fare, quindi è un esempio questi quadri, ma come tanti diciamo, elementi artistici anche di comunicazione, perché l'arte non è solo quella pittorica ma è anche quella diciamo, teatrale piuttosto che quella cinematografica, che ultimamente spingono e parlano molto di questioni che ci riguardano tutti da vicino. Lo hanno sempre fatto, forse lo vediamo di più in questo secolo, forse meriterebbero più ascolto e più riflessioni di quanto diciamo, non si tenda solitamente a fare, liquidando con bellezza, bello o meno bello quello che vediamo. In realtà c'è un messaggio profondo che andrebbe conosciuto, che andrebbe messo in connessione, in relazione con quelle che sono poi le nostre attività quotidiane. Abbiamo Rinaldo da Venezia in linea. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Finalmente con l'arte, ti ha cominciato l'arte, che l'arte è una roba essenziale nella vita di tutti noi. Dunque, mille arte che ne ho visto tanta, sono nato a Venezia, da Tutei mi portava con le scuole aresche a vedere i musei, a vedere partine e catacombe in piazza San Marco, ma i musei dappertutto, il ponte di Sospiri, i Tutei portavano da queste robe qua. E l'arte, un fio, basta che un Tutei, un teneto, un rovetto in mano, e incomincia subito a fare quella sua fantasia, a creare qualcosa. Dopo che ho conosciuto tanti pittori, di Cacca, da Vedova, perché portavo la roba quando era ai Sai, perché aveva studio pittori e Cugenai e a Pegli, che venivano gli altri in gondola al gondoliere privato. Vabbè, ma tutta gente semplice a vederla, non ti dava neanche l'importanza, perché voglio dire che l'arte costruisce la società, è un vettore che mette buon umore e in più ti insegna a avere l'espressività, a vedere una roba come che ti vuoi. Perché un quadro non è quello che fa il pittore, è quello che vede, quello che lo vede, cosa che vede, secondo il suo umore, insomma, è bellissima. E dopo, Mirella, di tutta questa roba che devo farti parlare, siamo venuti a parlare a un esercito di sordi, perché di tutti i problemi che abbiamo, noi siamo adesso, mi ho 80 anni, dove sempre stai, cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo la politica non ascolta i veri problemi della politica, di quelli che ti fa quelli che ti cerchi di risolvere chi con la tua buona volontà, perché chi non ti lo fa né a scopo del lucro, ti lo fa perché sei una brava persona, ti tienta la povera gente. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che insomma miserari che sento dire queste robe, ma miglioramenti non l'ho visto. E purtroppo il mondo non morirà mai, perché il mondo ha tutte le risorse possibili e indispensabili. I giovani che abbiamo sono bravi e bisogna che gli diamo coraggio e che gli diamo un aiuto a questi giovani, di insegnare, di farli studiare. Taglia Rinaldo, se no te fa il libro, grazie. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Rinaldo, grazie anche per le parole. Vedi, il problema che ha la politica è che ha capito quanto importante è il mondo del volontariato, ma non perché lo supporta, perché riesce a mettere le pezze dove non fa quello che dovrebbe fare la politica. Perciò il mondo del volontariato è diventato indispensabile perché dà risposte immediate, arriva subito, concretamente, aiutando. Non c'è burocrazia o qua, si arriva e si aiuta immediatamente. Ecco, questo è il mondo del volontariato che però purtroppo lo stanno mettendo alle corde con delle nuove leggi, con delle nuove veramente imposizioni incredibili, anche economiche, a persone invece che hanno aiutato la politica a respirare anche durante il Covid. Detto questo, Manuela, l'ambiente, l'arte e il messaggio, soprattutto il messaggio che ogni pittore, ogni artista ha una certa sensibilità non solo verso, diciamo, le fragilità, ma verso l'ambiente. Tanto è vero che noi faremo il 30 di settembre, il 1° di ottobre, Sport senza barriere. Sì, ci sarò anch'io. E ci sarai anche tu all'ippodromo di Treviso, proprio per dare un messaggio di solidarietà e di speranza, anche con l'arte, prego. Sì, per insegnare ai bambini, ai ragazzi, anche agli adulti,
a tirar fuori attraverso la pittura le proprie inquietudini che tutti noi abbiamo, la propria bellezza, la propria allegria attraverso l'arte. Non occorre essere dei grandi pittori, ma bisogna tirar fuori l'anima sulla tela. Questo è il mio messaggio che darò il 30 e il 1° ottobre all'ippodromo. Lì ci troveremo tutti Perciò ti all'ippodromo di sdoppierai Treviso. tra Villa Margherita. Sì, perché diventerà è due vero, cose. Perché il 29 avremo un'inaugurazione, io e un mio collega Francesco Calia di Pinto, saremo a Villa Margherita con una mostra quadri miei, quadri suoi. Ci sarà l'inaugurazione alle 5:30, 6 e durerà circa 20 giorni, un mese, proprio lì a Villa Margherita. Allora, Presidente Lazzaro, ecco, lei ha detto una cosa importante, i messaggi che devono arrivare anche con l'arte, ma che riguardano l'ambiente, questo ambiente deturpato, questo meraviglioso bel paese che se continuiamo a non capire l'importanza e il rispetto, soprattutto il rispetto per la natura, per l'ambiente, ecco, forse non sarà così facile, però io ho molta fiducia nei giovani, non c'è niente da fare, io ci credo, ecco, non sono gli esempi negativi che mi fanno cambiare o mi faranno cambiare idea, ma quelli positivi, specialmente quando c'è il riciclo, quando questi ragazzi si mettono a pulire tutti assieme, ma con grande impegno e grande interesse, ecco, le zone che sono veramente deturpate da tutto e da di più. Ecco, bisogna impegnare di più anche la scuola. Io ho sentito l'intervista dei ragazzi, Lazzaro, che hanno chiesto che scuola vorresti, una scuola che mi intrigasse di più, hanno risposto, un dopo scuola che mi impegnasse di più, perché questi ragazzi hanno la creatività, come ha detto Emanuela Giannetti, dobbiamo cercare di capire e farli diventare loro protagonisti anche per l'ambiente. Prego. Sì, non per rispondere al signore di prima che ha fatto un intervento che ho molto apprezzato, però mi permetto di dare la mia opinione rispetto al fatto che non è sempre stato tutto così. Diciamo, le cose sono cambiate molto rispetto ad esempio la pressione ambientale. Parlo del tema che pratico, che calpesto più da vicino, quello della qualità del nostro, diciamo, patrimonio naturale ambientale, oltre che della qualità delle matrici ambientali, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo o che vediamo, che alimenta la vita nei nostri mari, nei fiumi, e i suoli che calpestiamo tutti i giorni. E non è vero che è come nel secolo scorso o in quello precedente, anzi le condizioni sono purtroppo peggiorate. Quello che non è cambiato è l'approccio della politica, e su questo mi trova completamente d'accordo il signore, cioè c'è un'inerzia che pensa che non sia cambiato nulla, che nulla cambierà e che quindi si possa andare avanti sempre nello stesso modo. È questo che oggi le giovani generazioni hanno visto in maniera molto più importante di quanto non abbiano fatto la mia e quelle prima della mia, ed è importante che noi lasciamo uno spazio, come giustamente dicevi Mirella, a questi giovani che stanno chiedendo un futuro diverso da quello che viene prospettato rispetto al passato. Certo, il tema della pulizia, del prendersi cura del pianeta è qualcosa che noi, ad esempio, come associazione ambientalista da anni, da 3 decenni ormai, poniamo con Puliamo il Mondo, Clean Up the World, che è una campagna internazionale che mira a svegliare i cittadini sul prendersi cura di qualcosa che è proprio, che è nostro, che è la natura, che è l'ambiente, ma non significa che tutte le persone devono prendersi cura tutti i giorni dell'ambiente comune, significa che chi lo amministra, questo ambiente comune, deve portare avanti delle politiche concrete e coerenti con questi obiettivi, altrimenti no, dovremmo diventare tutti spazzini quotidiani del pianeta. Certo, dobbiamo fare la nostra parte, e i giovani lo fanno sempre di più e molto di più di quanto non l'abbiamo fatto noi, o ripeto le generazioni prima della nostra, ma è importante che la politica non continui questo trend di tanto è stato sempre così e sempre sarà così, ma cominci a cambiare e a raggiungere e a impostare percorsi per raggiungere quegli obiettivi che poi
di per sé la politica è capace di creare, perché abbiamo degli obiettivi nazionali e regionali con delle leggi o dei regolamenti, senza star qui a elencarli, ma insomma che esistono su vari fronti, dai rifiuti alla qualità dell'aria a quella dei suoli. Lo fa l'Europa, lo fanno le Nazioni Unite, quindi non deve restare un obiettivo chiacchierato, così ne discutiamo e parliamo e speriamo che un giorno sarà così, ma dovrà diventare, deve sempre più diventare una concretezza, in modo che le giovani generazioni e quelle future soprattutto sappiano da dove partire e non debbano sempre chiedere di iniziare un percorso, ma possano aiutarci a portarlo avanti. Allora, io nel finale della trasmissione leggerò una poesia che si intitola Un mondo d'escoasse. La prego se ha piacere, Presidente, di guardare, di leggere e sentire questa poesia, poi le manderò anche il libro di Danilo Mason perché è molto bello, è un libro impegnato su tutte poesie per la natura, per l'ambiente, per la salvaguardia del territorio. Lei ha detto una cosa importante, una volta si faceva di più, è vero, però quelle persone che facevano di più hanno cercato di insegnare ai loro figli un comportamento corretto, perché gliel'hanno insegnato. Il problema è che la generazione che oggi sono i quarantenni non lo fa con i figli, non lo fa con se stessi, non lo fa quando, non tutti, perché ce ne sono di bravissimi, però io purtroppo noto questo, che la generazione che mi preoccupa di più non sono di sicuro quelli dei 10 anni, dei 20 anni, ma sono i quarantenni, dai 30 ai 40, che non riescono più a essere genitori, che non riescono più a far capire le regole del gioco, perché è un gioco che coinvolge tutta la comunità. Noi siamo una comunità e questa comunità deve avere rispetto di se stessa e degli altri. E questa è la fascia che mi preoccupa. Eppure questi ragazzini lo stanno dicendo ai loro genitori, perché questi ragazzini, alcuni, sono diventati delle baby gang e tengono in mano la situazione, si comportano male, fanno atti di vandalismo che riguarda l'ambiente. Loro stanno cercando di far capire che forse è ora di cambiare registro, ma sono questi genitori che non sono più autorevoli. Non bisogna essere autoritari, bisogna essere autorevoli anche nel rispetto dell'ambiente quando esci. Ma cosa me ne frega se il professore a scuola insegna bene e poi la mamma sale in macchina, non mette le cinture, fuma, butta fuori la sigaretta, fa passare con rosso i bambini. Ecco, il rispetto dell'ambiente, anche questo, le regole. Cosa dice Emanuela Gianetti? Tu sei anche una mamma, sì. Ecco, l'età non lo so, però sono messaggi che a mio avviso dovrebbero dare questi genitori. Sì, allora io sono pienamente d'accordo con te, infatti secondo me ci vogliono più regole assolutamente e soprattutto seguire un po' di più i figli e l'ascoltarli, cioè parlare con loro, dialogare, sedersi a pranzo se è possibile insieme o a cena e il fine settimana, che di solito noi tutti abbiamo più tempo, stare con loro, insegnargli e saper dire di no, perché saper dire di no è molto difficile rispetto ad acconsentire sempre e per tutto. E quindi il saper dire di no vuol dire anche dire: io mi sto interessando a te, figlio mio, ti dico di no perché per me è sbagliato e tu sei mio figlio e, tra virgolette, fai come ti dico io. Come si diceva una volta, no? Perché poi sti ragazzini sono un po' allo sbando perché tra internet, seguono internet, i modelli che ha il cellulare, a scuola anche poveretti professori non possono più di tanto parlare perché altrimenti questi genitori li difendono a spada tratta, anche questo è sbagliato. I genitori lavorano tutto il giorno, arrivano a casa la sera stanchi e non parlano, non dialogano perché sono stanchi e dicono sempre sì per non avere... Perché il no diventa troppo impegnativo. Brava, diventa troppo impegnativo. Quindi tu hai detto una cosa giustissima, non bisogna essere autoritari, bisogna essere autorevoli. E io in questo sono pienamente d'accordo, sono stata mamma di ragazzine e sono tuttora, perché ho una figlia
di quasi 18 anni e io sono molto presente con lei, sono autorevole quando è il momento di essere autorevoli e sono tanto all'ascolto, cioè io mi faccio raccontare tutto quello che è possibile, il dialogo. Poi c'è la famiglia alla base, certo, perché c'è una famiglia. Bisogna, assolutamente, questi ragazzi vogliono la famiglia. Assolutamente, non è vero. Abbiamo Sebastiano d'Abano, se no mi cade la linea, vai Sebastiano, ben arrivato. Grazie, buongiorno signora Mirella, buongiorno. lei e ospite. Oggi parlate anche di ambiente, l'ambiente, ma siamo sicuri che veramente vogliamo l'ambiente che venga pulito? Secondo me no, perché finché ci faranno, daranno la possibilità di vendere sempre plastica, assolutamente no. Io vedo, lei lo sa, lavoro nei ristoranti, hotel e cosa, arrivano delle taniche di olio da 20 litri, nel secchio di plastica, solo il secchio di plastica pesa 2,20 kg. Quindi lei mi dica quanti secoli ci vogliono per smaltire 2 kg di plastica. Ora io dico, tutte queste cose invece di mettere sulle taniche di plastica, se si faceva come una volta che si mettevano su delle latte di ferro, dove il ferro è facile che lo ricicli rispetto alla plastica, non sarebbe più utile. Poi anche il fattore anche delle sigarette che buttano i ragazzi a terra, anche persone adulte. Io sono del parere, se ogni tabaccaio metterebbero una macchina che tu raccogliendo 100 cicche di sigarette gli dai un omaggio di un pacchetto di sigarette, molto probabilmente lì l'ambiente sarebbe pulito, perché addirittura i ragazzi andrebbero secondo me alla ricerca di prendere delle cicche per andare a recuperare il pacchetto di sigarette. Se si vuole ci può fare riciclaggio e poi secondo me dovremmo dare la possibilità di riciclare i rifiuti prima che vengono fatti. Cioè, quando sai che un rifiuto è pericoloso e che non riesci tanto a smaltire, devi vietarlo di farlo. Ma siccome ci sono tanti giri di soldi, quindi comanda Dio denaro. Purtroppo la nostra natura prima o poi ci supererà di noi e ci manderà in malora. La ringrazio signora Mirella e buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Grazie Sebastiano, ma che carini che siete, guarda, siete proprio carini. Allora Presidente, la mia domanda è anche questa. Io ho avuto degli ospiti proprio qui a Sveglia Veneti, Zanoni in particolare del PD, dove ha detto che in Regione non è passata la legge, Regione Veneto non è passata la legge per diminuire la plastica ed era molto arrabbiato perché era una legge importante. Cosa ci racconta Presidente? Ma io direi che dovremmo un po' concentrarci non solo sulle normative regionali, ma anche su quelli che sono gli obiettivi complessivi e come li applichiamo, come dicevo prima. Cioè la politica si deve preoccupare non tanto di, come dire, trovare e ragionare degli orizzonti che sono già abbastanza definiti, che sono quelli che ci racconta la scienza, almeno per quanto riguarda gli aspetti ambientali, cioè noi stiamo andando incontro, siamo in piena crisi climatica e stiamo andando incontro a un aumento delle temperature che provocherà del nostro pianeta, che sta già provocando e provocherà dei cambiamenti molto importanti rispetto a quella che è la vita sulla Terra, in una connessione complessiva che forse ancora sfugge non alle giovani generazioni che lo hanno già capito, ma a quelle che le precedono, cioè anche le migrazioni rispetto alle popolazioni che lasciano ad esempio alcune aree che sono già invivibili dal punto di vista sociale-economico, lo diventeranno anche dal punto di vista ambientale. Penso alle recenti alluvioni in Libia, in Centrafrica, dove si sono creati addirittura dei nuovi laghi nel deserto con le ultime alluvioni. Cioè noi siamo in una condizione che forse sfugge ai più, ma che non sfugge ai giovani. Io scusate se insisto perché si parla spesso, si cerca di scaricare, ma questo lo vediamo diciamo nella storia
del pianeta alle generazioni che arrivano una responsabilità su come si comportano, che non dipende da loro e non dipende dai loro genitori, ma dipende da come è impostato un paese rispetto a alcuni processi, alcune pratiche. Quella ad esempio della cura di quello che abbiamo, mi permetto di dire, mi si dispiacerà chi magari è più anziano di me, ma non veniamo da un passato che ci ha insegnato come prenderci cura del paese, cioè non c'è qualcosa che si faceva meglio prima di noi, si è sempre fatto in un modo e si continua a fare in quel modo, come dicevo prima, solo che prima quel modo non era un problema perché eravamo meno a abitare questo pianeta, perché eravamo meno sviluppati dal punto di vista infrastrutturale e meno strutturati dal punto di vista delle produzioni. Ad esempio il signore al telefono ha toccato il tema delle produzioni di plastica, che è stata, diciamo, inquadrata a livello di politiche globali, internazionali, europee come problema da risolvere, ma che poi nella pratica non vede ad esempio i nostri imprenditori, chi fa impresa anche nella nostra regione. Insomma, la pianura padana è noto essere un territorio di grande produzione industriale, eppure non viene convertita nell'azione economica, nell'azione imprenditoriale di chi poi fa il business su questi elementi. La plastica è un esempio, ma ne potremmo fare degli altri. Quindi ecco, forse torno a dire, non pensiamo insomma, ecco, che le nuove generazioni siano adagiate su, diciamo, un loro disagio a cui hanno contribuito solo i loro genitori. Insomma, ecco, siamo adagiati purtroppo in una condizione non più ripetibile, cioè le cose come le abbiamo strutturate fino ad oggi probabilmente non possono più andare avanti. Dal punto di vista climatico sto parlando in particolare, quindi stiamo vedendo un grave, diciamo, avanzamento della crisi climatica che ha delle ripercussioni. Poi spesso sembra essere ripetitivi, però dovremmo ricordarci l'alluvione di Venezia del 2019, solo per citare l'ultima, piuttosto che quello che è successo nelle nostre montagne con Vaia nel 2018, piuttosto che la recente alluvione in Emilia-Romagna, se non vogliamo andare più indietro negli anni, un aumento di quelle che sono le situazioni di criticità che viviamo quotidianamente, che poi sono danni ambientali, danni sociali, danni economici, danni di inquinamento nei nostri territori, perché quello che si riversa poi dopo, ad esempio un'alluvione come in Emilia-Romagna, in ambiente naturale, è una quantità importante anche di inquinamento che viene liberato e rilasciato dalle attività industriali, dalle attività di impresa, dalle attività domestiche, perché usiamo quotidianamente anche nelle nostre abitazioni dei prodotti che inquinano se non vengono accuratamente depurati con gli impianti di depurazione, su cui siamo ancora indietro peraltro, quindi non avanziamo. Gli amministratori locali, se non in pochi casi, non si impegnano per migliorare le condizioni che ci hanno lasciato, diciamo, che sono avanzate dal passato in maniera troppo lenta. Oggi serve accelerare da questo punto di vista, quindi è bene che proviamo a concentrarci, lo chiedo a tutti quelli che ascoltano, che mi immagino non saranno purtroppo molti giovani che sabato mattina, anche per ragioni di sveglia, insomma, forse la sera si divertono più di noi o fino a tarda sera, non saranno molti in ascolto, insomma, come mi rivolgo a tutti, non facciamone una questione generazionale, quindi non scarichiamo la palla e barile alle generazioni che arrivano o a quelle prima che non lo hanno insegnato, ma proviamo a togliere queste barriere, a lavorare sullo stato di fatto, sulla realtà, cioè le condizioni oggi ci devono imporre un lavoro di squadra che va sopra, diciamo, sia alle generazioni, l'età, sia alle appartenenze diciamo di schieramento, quindi lo dico anche alla politica, e se qualcosa non funziona è bene sedersi a un tavolo, confrontarsi e trovare soluzioni coerenti, ma non le trova solo la politica, le devono trovare, ripeto, anche le attività di impresa, i cittadini, gli amministratori locali e le persone che poi vivono i nostri territori. Vede Presidente, la stanno ascoltando invece diversi giovani, perché questa mattina, sapendo che lei c'era, io ho invitato delle classi che naturalmente conoscevo e grazie anche ai loro professori, proprio per sentire cosa diceva lei soprattutto a questi ragazzi. Loro la stanno ascoltando e mi fa molto piacere, ma soprattutto vorrei capire, io l'ho seguita attentamente. Sì, è vero quello che ha detto lei, però non concordo su una cosa. Una volta i nostri diversamente giovani avevano e hanno insegnato il rispetto, hanno cercato di insegnare il rispetto per l'ambiente,
che loro conoscevano molto bene, riciclavano tutto, poveretti, perché non c'era niente, ma indipendentemente da questo c'era il rispetto che con l'evoluzione, con la globalizzazione, con queste nuove tecnologie manca completamente. Noi non possiamo dire che tutto è così. Una volta anche il politico era più rispettoso, perché veramente veniva da una scuola, una volta si faceva un po' di scuola di politica prima di arrivare a certi livelli e forse si capiva cos'era il rispetto. È quello che manca, ma chi se ne può fregare? Io ho tutto ma non rispetto niente, allora è come non avessi niente, è quello che manca. E la politica sta dando dei messaggi devastanti, Questi ragazzi sono spugne, sono delle spugne che stanno crescendo e hanno bisogno di avere dei messaggi puliti, non messaggi inquinati e sporchi in continuazione. Ma di cosa li possiamo incolpare? Perché buttano questi vernici, questi colori? Ma prima roba cercano di buttare colori che veramente non imbratano, anche se io sono contraria a queste forme che non vanno bene. Ma li abbiamo abbandonati perché non li facciamo diventare protagonisti, non riusciamo a ascoltarli, chiediamo a loro cosa vuoi fare, cosa hai voglia di fare, cosa vuoi dire. Lo sa che hanno fatto un test, Presidente, nelle scuole dove è stato chiesto cosa vorresti, che regalo vorresti. Chi avrebbe mai immaginato che questi ragazzi scrivessero ascolto? Sì, si pensava che chiedessero chissà cosa, magari nuove tecnologie, anche all'interno. Ascolto, hanno scritto ascolto, Presidente. Allora cerchiamo di capire anche con voi che state facendo tantissimo e io vi ringrazio sempre perché in effetti ci siete sul pezzo, ma veramente coinvolgendo varie fasce di età. Però i messaggi che devono arrivare, il rispetto. Se cominciamo a far perdere rispetto di se stessi anche a questi ragazzi, non ne andremo fuori perché aumenteranno sempre di più. Pubblicità. E siamo con Emanuela Gianetti, artista di arte contemporanea, collegato da Padova Luigi Lazzaro, presidente Lega Ambiente Veneto. Allora, vediamo altri quadri perché il tempo corre, ma sono importanti, un messaggio di cultura, di arte che dobbiamo andare anche qui da noi, visto che dicono che noi non visitiamo le mostre, non andiamo a guardare, non leggiamo, cioè noi siamo bravi, inutile che noi siamo veramente bravi, i veneti sono bravi, ecco, avranno qualche anello della catena magari un po' aperto, ma sono veramente bravi. Prego, allora, cosa stiamo qui vedendo? Si vede un pezzo, ok. Allora, questa è La figlia del mare, è un quadro lavorato materico, lavorato con la resina, gli smalti, il caffè, perché uso anche quello, e gli acrilici. E è un quadro per le donne, no? Di libertà, questi capelli che volano, che svolazzano col vento. È un po' un quadro personale perché appunto io mi sento tanto parte dell'ambiente marino. Questo l'ho chiamato, anche per le donne, sempre donne iraniane, la donna di spalle ferita dai tabù, che si vede molto chiaramente il sangue al centro del quadro, anche questo lavorato materico, la base e poi resina sopra. Vediamo se ce n'è uno. Non so se ce n'è un altro. Vediamo se ce ne sono altri. Adesso arriva, mi dicono. Eccolo qua. Sì. Questa è la maternità. Per me questo quadro è indicato per la mamma di tutte le mamme, cioè una mamma che insegna alle altre mamme a essere madre, non solo quando il bambino è neonato, ma anche quando inizia a crescere e diventa adolescente e adulto. Lì si vede proprio questo abbraccio di questa donna dai capelli mossi con il bambino e la luce che c'è attorno, cioè il giallo. I colori, è resinato anche quello, questo invece è materico e ho fatto un contrasto di toni caldi e toni freddi
Ma l'ho chiamato armonia. Quando lo si vede dal vivo, adesso non ce l'ho più, ma comunque chi l'ha preso dà bellezza, dà proprio luce, armonia, perché qua la foto è un po' scura perché l'ho fatto in mansarda, è un ambiente un po' scuro, però invece è molto luminoso questo quadro. I colori, Sì, la luce, sì, la sì, luce beh, e i colori. sì. Allora, io direi adesso, Lazzaro, di vedere anche quello che ci ha mandato lei, perché secondo me proprio si sposa benissimo con quello che abbiamo visto con questa arte. Andiamo a vedere situazioni, fiumi di Legambiente, perché Emanuela Gianetti dipinge molto il mare, il sole, la luce. Andiamo a vedere anche le immagini e poi le commentiamo. Dal punto di vista della depurazione non risultano criticità. Il rapporto annuale dell'operazione Fiumi di Legambiente, che ha monitorato il Brenta e i canali Piovego e Brentella, ha mostrato segnali positivi, ma non per questo bisogna fermarsi, e proprio perché il Brenta è in buona salute, Legambiente pensa ad un ulteriore stimolo con l'istituzione del Parco del Brenta. La naturalità nel medio corso del Brenta è buona e perché si necessita protezione maggiore. Il Veneto è una regione che ha ancora pochi ettari di superficie protetta, solo il 5% della superficie totale, tra le peggiori regioni d'Italia, e quindi ci sono i margini per poterle ampliare e per poter valorizzare sicuramente al meglio non soltanto l'area fluviale, quindi il corso del fiume, ma anche la biodiversità circostante. I fiumi della provincia padovana restano sorvegliati speciali per quanto riguarda i livelli. Dopo la difficile estate 2022 e un inverno senza pioggia, ora con l'andamento di maggio e i temporali di giugno la situazione è leggermente migliorata. C'è stato un aiuto maggiore dalle piogge recenti, però i livelli mediamente sono ancora ampiamente sotto la soglia standard, una percentuale che varia dal 30 al 50, anche il 60% in alcuni casi. Quindi meglio dello scorso anno rispetto quindi a questi mesi, però chiaramente il rischio di siccità estrema è ancora vicino, dietro l'angolo, considerato che i mesi estivi sono appena cominciati. E abortiscono. Allora, buongiorno Presidente, allora commentiamo, si parlava di donne, si parlava di mare, ecco, anche perché ormai i party si fanno anche nell'acqua, pensate dove siamo veramente, la tecnologia, la scienza e la ricerca passi da gigante. Cosa sta facendo la scienza, la ricerca e la tecnologia proprio per migliorare l'ambiente? E c'è rispetto per questi ricercatori, per questi scienziati che stanno cercando in tutto il modo di spiegare che bisogna attenzionare l'ambiente e stare molto attenti. Prego, Presidente. Francesco, che è intervenuto in questo servizio, è uno dei giovani della meglio gioventù ambientalista che c'è nella nostra regione ed è, credo, il miglior spot per la scienza, perché i giovani la ascoltano, la scienza, vogliono da loro avere le risposte rispetto a quello che succede all'ambiente naturale, quindi i livelli dei fiumi, la qualità delle acque, e guardano, ascoltano anche quello che succede dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e devo dire che da questo punto di vista abbiamo tutte le competenze per essere un paese, oltre che un pianeta, migliore, perché abbiamo le competenze per depurare le acque, abbiamo le competenze per monitorare l'afflusso di inquinanti e capire da dove questi arrivano, lo fanno bene le agenzie di protezione ambientale, l'ARPAV, lo fanno bene le università, i dipartimenti specifici di biologia piuttosto che di veterinaria per quel che riguarda invece l'ambiente marino, per capire cosa succede alle specie marine, e lo fanno bene appunto i dipartimenti, penso all'Agripolis a Padova, ai dipartimenti di forestale, per capire cosa succede invece all'ambiente naturale. Ripeto, poi serve che queste conoscenze vengano messe in campo. L'esempio del Brenta, che è un fiume che dal punto di vista degli inquinanti quest'anno ha dimostrato una qualità maggiore rispetto a altri corsi d'acqua, è anche un corso d'acqua lungo il quale forse dovremmo recuperare naturalità e quindi aumentare quello che è lo spazio verde per rispondere alle politiche. Come dicevo prima, ci sono già gli obiettivi politici che ci dicono, globali, che dobbiamo aumentare il verde e quindi dobbiamo aumentare le aree protette di arrivare almeno al 30% della superficie. In Veneto siamo una percentuale
percentuale molto più bassa perché siamo ben al di sotto del 20% e quindi uno sforzo tutti dovremmo farlo in quella direzione. Ripeto, non perché lo dice l'ambientalista di turno o il giovane ambientalista di turno che lo dica imbrattando monumenti, cosa su cui anch'io non sono assolutamente d'accordo, o lo faccia in altre modalità che a volte vengono ascoltate meno, perché poi parliamo tutti dei giovani che imbrattano i monumenti, forse poi parliamo di loro invece di quello, dovremmo parlare di quello che dicono, però ecco, le modalità fanno parte purtroppo di un così, insomma, ecco, diciamo, di un momento storico in cui, come diceva lei prima in chiusura, il rispetto forse in qualche modo è venuto un po' a mancare sia da parte diciamo di noi cittadini, sia da parte delle istituzioni nei confronti di noi cittadini nelle scelte che vengono fatte. Quindi serve un lavoro di squadra per raggiungere questi obiettivi e, torno a dire, chiudo, ce la possiamo fare perché le tecnologie per riciclare i rifiuti, per migliorare la qualità delle acque, per depurare anche, per migliorare quelle che sono le qualità dell'ambiente, dell'aria che respiriamo, quindi uscire dall'uso dei combustibili fossili, del petrolio, delle auto diesel e limitare l'inquinamento anche di questi che oltre, diciamo, al cambiamento climatico affligge la pianura padana, l'inquinamento atmosferico dell'aria va a braccetto, dobbiamo esserne consapevoli. Oggi proprio su questo abbiamo dei nuovi obiettivi europei e nazionali che presto dovranno essere declinati, perché la scienza ci ha detto che dobbiamo respirare meglio e esserne consapevoli se non vogliamo ammalarci e peggiorare le condizioni sanitarie di tutti noi e dei nostri figli e delle future generazioni. Quindi ecco, rimbocchiamoci le maniche e facciamolo, torno a dire, tutti insieme, non aspettando che lo faccia una generazione che verrà dopo di noi. Sono perfettamente d'accordo. Abbiamo la nostra Giusy. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al Presidente della Lega Ambiente cosa mi dice, perché ho chiesto ancora a dei personaggi che mi rispondevano in questo caso, della crescita nell'alveo dei fiumi di questi alberi, di questi tronchi che dopo arrivano al mare a spese dei cittadini, perché a Jesolo, ma chi è che paga quando devono pulire tutta la spiaggia? Ma perché non si può lasciare i fiumi, non dico di tagliarli tutti, ma però almeno dove il fiume sta correndo, perché dopo vengono alluvioni, si alza l'acqua e va a allagare tutta quanta la gente che abita lì vicino. Insomma, a me sembra che dovrebbero essere un po' puliti questi fiumi. È da anni che vedo sempre questi alberi dentro che dopo con le grandi piogge arrivano sempre a Jesolo e pagano i soldi dei cittadini, insomma. La ringrazio. Grazie Giusy, prego Presidente. Noi crediamo che la manutenzione degli alberi dei corsi d'acqua vada fatta in modo gentile, in modo anche qui ascoltando diciamo quello che dice la scienza, e quindi in qualche modo bisogna intervenire soprattutto quando si parla di alberature dentro gli alberi dei fiumi, ma spesso si parla di quello che c'è ai bordi del fiume, che come dicevo prima è schiacciato dall'invasione di territorio, dall'infrastrutturazione del territorio, da nuove strade, da nuove urbanizzazioni. Noi dobbiamo ridare spazio ai fiumi e quindi garantire a loro uno scorrimento meno impetuoso, soprattutto nei casi di alluvioni che purtroppo vediamo. Dobbiamo essere pronti a gestire e quindi a intervenire dove le situazioni sono di pericolo e noi da tempo chiediamo di fare questo. Lo si fa spesso in alcuni territori con una manutenzione gentile, dove questa non dipende diciamo direttamente dal genio civile, mentre negli anni abbiamo visto interventi da parte del genio civile che vanno magari a radere al suolo, perché forse la signora ha ragione, ma se poi andiamo a eliminare totalmente la vegetazione, come si fa per rispondere all'esigenza di non vedere l'alberatura arrivare al mare, poi creiamo anche condizioni di stabilità invece di quei corsi d'acqua, degli argini di quei corsi d'acqua. Quindi serve un equilibrio, l'equilibrio che, ripeto, lo dicevo in principio, fino ad oggi non abbiamo dovuto applicare, perché se è vero che nel passato producevano meno rifiuti o si riciclava tutto perché non c'era la produzione industriale, quindi bisogna anche rendersi conto che forse si riciclava tutto perché non c'era la plastica, perché non c'era un certo tipo di modello di sviluppo, oggi c'è e dobbiamo farci i conti, e quindi serve un equilibrio anche nella gestione dei fiumi, dei corsi d'acqua e delle alberature. Allora io ringrazio Giusy per questa domanda. Dragare i fiumi, io l'ho visto molto bene a Lignano,
io ci vado spesso a Lignano Sabbiadoro e veramente Giusy ti ringrazio perché voglio ricordare, e qua ringrazio Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente, perché nella spiaggia libera c'è la bandiera di Lega Ambiente con due anziani ultra settantenni, marito e moglie, Francesco Mastroianni, una persona deliziosa, che tiene pulita tutta questa spiaggia libera, si alza alle 4 del mattino e fino alle 8 di sera, con una piccola pausa, tiene pulito questo arenile dalla maleducazione di molte persone, anche con le famose cacche di cani, nonostante ci siano sacchetti di tutto, e lui pulisce in continuazione, ma guardi Presidente, devo ringraziarla perché fa onore a Lega Ambiente questi due coniugi, pensate, con famiglia, i figli che vengono a trovarli, ma l'insegnamento che danno, Presidente, questi sono fiori all'occhiello, perché noi abbiamo parlato di giovani e puntare, ma pensate che messaggio dà Mastroianni e sua moglie, questi bambini che li vanno a trovare sotto l'ombrellone, che vogliono conoscere, capire. Guardi Presidente, veramente grazie, ecco, io lo dico pubblicamente perché veramente vanno dette queste cose, vanno capite che ci sono veramente persone che ce la stanno mettendo tutto e sono volontari, e quello che raccolgono, quel poco che raccolgono, perché a parole tutti bravi, ma poi nella cassettina viene dato a Lega Ambiente. Pensate, se raccoglie qualcosa la mette nel tavolo e chiunque può fare una piccola offerta, ma ci rendiamo conto, ecco, io dico sempre Presidente che nei comuni, oltre alle quote rosa, ci vorrebbero anche le quote verdi, che siete voi, perché a mio avviso, lo dico, sai, i sindaci che vengono qua e non solo, anche i politici, onorevoli, senatori, perché siete fondamentali, perché sapete cosa avrebbe bisogno quel territorio, perché lo conoscete, siete preparati, ecco, oltre alle quote rosa, anche le quote verdi. Cosa ne pensi Emanuela Gianetti? Rosa, verde, che fanno parte anche dei tuoi colori che abbiamo visto. Sì, sì, sono pienamente d'accordo con te, come sempre, perché la pensiamo nello stesso modo. E sì, bisognerebbe fare queste quote verdi proprio per anche dare un sostegno a queste persone che aiutano gratuitamente a pulire l'ambiente e a dargli forza, panforte, come si dice, no? E quindi sì. Sono fondamentali. Sono fondamentali, ma ne conosco anch'io più di qualcuno che vanno sulle mura di Treviso la mattina presto, sono per lo più anziani, e vanno a pulire proprio le mura di Treviso. Pensate, lui Sì, è sì. nero come questa sveglia, ma dal sole che prende. Pensate, tutto il giorno, ma lui pulisce, ma che in continuazione, con questo cestino che raccoglie tutto. Perciò grazie veramente, Sì, sono da ammirare, Presidente Lazzaro, di queste persone che veramente fanno capire l'importanza. Adesso andiamo a Villa Margherita, andiamo a vedere quello che ha detto prima Emanuela Gianetti, ecco, questa violenza sulle donne, queste donne che stanno cercando assieme anche a lei di mettercela tutta per dare un messaggio costruttivo, ecco, fermare questi uomini che ancora non ascoltano e non capiscono la bellezza di avere una donna al proprio fianco. Andiamo a vedere. Buonasera, siamo qui a Villa Margherita a Treviso per una serata sulla violenza sulle donne con Mirella Tuzzato, presentatrice, e quindi sono intervenuti diversi personaggi importanti della città e una protagonista che ha raccontato quello che ha dovuto subire per circa 16-17 anni dal suo compagno, appunto violenza non solo fisica ma violenza psicologica, quindi annientamento lento della personalità e poi l'autoconvinzione di non valere nulla. Diciamo che in questo argomento se ne parla ancora poco, adesso
apre un po' di più negli anni, però si fa sempre troppo poco, secondo me, soprattutto a livello di legge, perché queste donne, per quanto loro siano forti a denunciare, perché ci vuole forza, perché si ha paura di quello che poi può succedere a casa, poi avendo dei figli si è ancora più legate, però la legge dovrebbe proteggerle di più, nel senso che se si fanno ripetute, questo è un mio pensiero, ripetute denunce, l'uomo in questione deve essere arrestato, altrimenti questa donna resta sempre con la paura che lui si possa avvicinare, anche perché lo fanno, anche se vengono viene detto di stare distanti eccetera, però loro si avvicinano comunque alla vittima. Quindi quello che ho sentito oggi mi ha toccato tantissimo e mi spiace veramente tanto sentire che ancora nel 2023 si parli di disuguaglianze tra uomo e donna, che le donne debbano subire oltre violenze ma stupri, che debbano aver paura a uscire di sera da sole, cioè io non... disuguaglianze nel lavoro, nello stipendio, perché si è donna, mi sembra veramente paradossale, mi sembra di vivere nel Medioevo e quello che posso dire io a queste donne vittime di violenza, vi prego, non subite, porca miseria, bisogna reagire, ti fa del male, reagite anche voi, non state ferme e andate in questi centri, che ce ne sono sempre di più, centri antiviolenza, proprio case che vi proteggono, vi fanno trasferire lì e vi aiutano, ci sono legali, ci sono medici, c'è anche, mi pare di aver capito, qualcuno che fa parte della polizia o dei carabinieri, quindi ci sono questi telefoni rosa, chiamate e fatevi aiutare, la vita è una e bisogna viverla con serenità e amore, l'amore vero non è violenza ma è rispetto, affetto, protezione, dialogo, discussione a pari, senza violenza, senza dirsi delle cattiverie esagerate. L'amore è questo, l'amore non è trattar male, poi chiedere scusa, poi dare affetto, dopo un'ora dopo di nuovo maltrattamenti. Questo non è amore, questo è un amore malato. L'amore vero è serenità, è un uomo e una donna che reciprocamente si affidano uno all'altra e si danno armonia, serenità e bellezza. Allora ti ringrazio Emanuela Gianetti per queste parole molto importanti, era questo il messaggio che volevo dare questa mattina con Emanuela Gianetti, col presidente Luigi Lazzaro. Ecco, l'ambiente familiare, l'ambiente in cui viviamo, l'ambiente esterno, il rispetto, la consapevolezza del rispetto. Come chiudiamo, cosa vuoi dire? A proposito di questo argomento? Certo, anche di quello che vuoi, come vuoi chiudere? Allora io voglio chiudere dicendo, ripeto, la vita è una, bisogna viverla il più serenamente possibile, l'amore è il motore del mondo, quindi cercate questo, non cercate poco la materia perché serve a poco e state vicino ai vostri figli, ascoltateli, parlate, dite qualche no e per le donne vi prego voletevi più bene perché
Il rispetto, come hai detto tu, è fondamentale, anche e soprattutto nel rapporto di coppia, e dai anche un esempio poi ai tuoi figli. È chiaro che se tra marito e moglie o compagno e compagna si manifesta un rispetto, il figlio avrà rispetto del prossimo. Quindi noi adulti dobbiamo essere un esempio, e uomini accettate di essere lasciati. Nient'altro. Che non siamo un oggetto. Grazie per questo messaggio, e invitiamo tutti a vedere i quadri di Emanuela Gianetti a Villa Margherita tutto il mese di ottobre. 29 c'è questa presentazione molto importante, perché sono messaggi molto importanti in questo momento molto delicato. Prima di salutare Luigi Lazzaro, che inviteremo anche il presidente Lazzaro a vedere i quadri di Emanuela quando sarà libero, e Francesco, e Francesco, sentiamo Marisa da Vedelago. Ciao Marisa. Ciao Mirella. Allora Mirella, volevo parlare un po' riguardo alle donne, queste donne che vengono maltrattate. Allora io vedo che le donne denunciano, Mirella, non è che una donna non denuncia, ma quando denunciano è ancora peggio, perché l'uomo è vendicativo, si vendica, non vedi che dopo le ammazza. Lui con le buone cerca di tornare in qualche maniera, di convincere sta povera donna innamorata, perché sennò una donna, se non è innamorata, non gli corre dietro un uomo, o per i figli o per la famiglia. E loro però, sono loro che sbagliano, bisogna cambiare le leggi, Mirella, sono le leggi sbagliate, le donne non sono tutte l'arte quando tu lo denunci, lui scatena una cosa ancora più brutta in questa persona. Bisogna fermare queste persone. La denuncia non basta più, perché l'uomo è furbo, vedi, in qualche maniera con qualche tranello le attira a sé e dopo le ammazza. Mirella, l'uomo vuole una cosa, quando una donna è sua, basta, no, non si ragiona. E questo è il brutto, bisogna cambiare le leggi. Le leggi vanno cambiate, questi uomini vanno messi in galera. Ecco, quando fanno del male a una donna in queste maniere, perché la donna perdona per i figli, per la famiglia, perché è sempre più debole, è inutile dire, una donna è più sensibile di un uomo, e quando è innamorata non capisce più niente. Accetta, pensa che quest'uomo, Madonna, è cambiato, finalmente ha capito che ha sbagliato, vedi, adesso ritorna, vuole tornare con la famiglia, e là ci cascano, perché anche la settimana scorsa è successo questo, per andare a prendere la bambina l'ha ammazzata, c'è una scusa dei figli. Gli uomini sono, non so definirli, Mirella, bisogna cambiare le leggi. No, non gli uomini, dai, non tutti gli uomini, serio. Marisa, cerchiamo veramente di salvare anche i salvabili, ce ne sono veramente di bravi. No, certi, ecco. ma dico ma quelli che sbagliano, non hai ragione Marisa, quelli che sbagliano, forse dobbiamo cambiare anche noi un po' il cervello, perché con questa ultima chance che diamo sempre, l'ultima volta, cioè qualcuno deve anche capire che ormai questa ultima volta non deve più esistere, e se esiste deve essere accompagnata da qualcuno. Ecco, cominciamo a capire che forse da sole non andremo mai da nessuna parte, dobbiamo veramente iniziare a fare squadra anche tra di noi, perché non è che ci guardiamo molto bene, diciamo la verità com'è, perché va anche detta questa. Detto questo, Presidente, come ci saluta e che messaggio invece lei vuole dare? Abbiamo sentito l'Emanuela Gianetti per la donna, la violenza, lei invece che messaggio vuole dare questa mattina nel salutarci? Ma francamente mi permetto, penso che il messaggio migliore che potete dare in chiusura è proprio quello che avete dato, che ha dato prima la signora Gianetti, perché è un tema veramente molto importante, quello del rispetto delle persone, della persona e della donna contro la violenza. Io credo che così un invito, provare a avvicinarsi a quello che l'ambientalismo, in qualche modo l'ambientalismo che Legambiente propone come modo di approcciarsi alla vita, all'ambiente, sia quello del rispetto sempre degli altri, delle opinioni altrui, del trovare soluzioni comuni, del pacifismo e dell'essere contro ogni conflitto, ogni guerra, per trovare soluzione come principio basilare, e quindi credo che siano principi che ritroviamo e nella Costituzione e nelle persone di sana, robusta Costituzione e di educazione corretta, che dobbiamo continuare a coltivare tutti insieme,
Certo, però mi trovo d'accordo e mi aggiungo alle vostre parole, serve una severità maggiore e con pene certe per chi ha atteggiamenti deplorevoli, e serve che le donne in particolare possano girare libere per il nostro paese senza preoccuparsi di dover essere per forza accompagnate, che giustamente non sto dando torto a quello che avete detto, ma devono essere libere di potersi comportare esattamente come si può comportare un uomo che si comporta bene, ovviamente, non chi si comporta con questi atteggiamenti assolutamente deplorevoli, senza preoccuparsi di poter essere aggredita, attaccata o in qualche modo provocata, come stiamo vedendo troppo spesso. Ultimo appello alla politica, che non può continuare a non condannare in maniera feroce quello che succede alle donne, perché l'escalation è tremenda, i numeri parlano chiaro, e quindi serve anche una presa di posizione molto forte da parte della politica, degli amministratori territoriali, locali, quelli regionali e quelli nazionali, che forse un passo in più lo devono fare. Grazie a Luigi Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto, grazie Presidente anche di queste parole, grazie Emanuela Gianetti, artista di arte contemporanea, per questo messaggio, oltre con i quadri che ha lanciato questa mattina anche in chiusura. Grazie Emanuela Gianetti, pubblicità. E vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Maurizio Gallucci, direttore Centro Disturbi Cognitivi e Demenza, azienda ULS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Gallucci di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Saluto anche collegato da Venezia il dottor Giovanni Leoni, segretario regionale CIMO, Confederazione Italiana Medici Ospedalieri. Grazie anche a lei dottor Leoni di essere qui con noi. Ogni tanto ci vediamo, mi fa veramente piacere rivederla. Allora, io partirei... A voi. Grazie, io partirei proprio dal dottor Leoni. Allora, dottor Leoni, io ieri e tutta la settimana ho avuto medici, sindacati, infermieri, ho avuto di tutto e di più. C'è questa carenza di personale e queste liste d'attesa che sono interminabili, specialmente ieri hanno chiamato diversamente giovani, sia uomini che donne, non riescono a fare queste visite, sono troppo care e le liste sono lunghissime. Cosa ci dice, dottor Leoni? Com'è la situazione? La situazione è in evoluzione costante per un problema di ricambio generazionale. Con il taglio dei posti letto, noi siamo agli ultimi posti per quanto riguarda la graduatoria europea per i posti letto, sistematicamente è stato un taglio anche per quanto riguarda i medici che non solo fanno un'attività interna, ma fanno anche un'attività per quanto riguarda i soggetti esterni, i cittadini. Naturalmente si tende a privilegiare quella che è l'attività per i pazienti ricoverati, si deve diminuire quella che è l'attività per gli esterni. Abbiamo una carenza stimata, per quanto riguarda il Veneto, di circa 2.000 medici dipendenti. Inoltre i medici specialisti laboratoriali, quelli che sono questa fascia di medici specialisti che però fanno attività di tipo convenzionato e che sono anche loro che rispondono alle domande dei cittadini, sono nei distretti, quella di poliambulatori, hanno un numero limitato anche di ore per questo tipo di attività. Questo è un'evoluzione soprattutto per certe branche che sono quelle al top della richiesta dell'utenza, che sono per esempio cardiologia, dermatologia, neurologia, ortopedia e urologia, sono quelle che hanno la lista d'attesa statisticamente più lunghe. Si fanno anche dei tentativi di aumento di quello che sono le ore, diciamo, in extra orario per quanto riguarda pacchetti di prestazioni aggiuntivi, soprattutto per alcune branche, per favorire quelli che sono le attività dei cittadini. Però alla fine questo causa un super lavoro, soprattutto per alcuni specialisti. Un discorso a parte per quella che è la radiologia che è una parte fondamentale per quanto riguarda la diagnostica a tutti quanti i livelli, sia per le grandi macchine, intendo per TAC e risonanze nucleari, sia per l'ecografia e per la diagnostica delle ossa, quella radiologica, per quanto riguarda quella anche nei vari tipi di poliambulatori. Beh, i radiologi ospedalieri si dimettono sempre più.
vanno a lavorare nel privato perché i turni e i ritmi sono particolarmente stressanti per quanto riguarda urgenze ed emergenze, perché l'ospedale risponde essenzialmente all'urgenza e all'emergenza, e quindi alla fine in questa vacatio di specialisti a tutti i livelli. Ricordiamoci che noi abbiamo specializzato per ormai decenni, per motivi di costi, metà dei medici che si laureavano. Con 10.000 medici che si laureavano c'erano solo 5.000 borse di studio per la specializzazione, e quindi gli specialisti sono andati progressivamente in pensione o hanno cessato l'attività e i giovani non li hanno rimpiazzati. A questo punto il privato è aumentato, il privato soddisfa una quota parte importante di quella che è l'attività a tutti i livelli, pensiamo alla riabilitazione, ma pensiamo anche all'oculistica, ma soprattutto anche per quanto riguarda la radiologia, in questo caso, e quindi fa una concorrenza per tante situazioni per quanto riguarda naturalmente la soddisfazione delle prestazioni diagnostiche. Il pagamento, cioè la necessità di ricorrere al pagamento per quanto riguarda prestazioni che dovrebbero essere ottenute tramite il normale servizio sanitario regionale, soprattutto per coloro che hanno problemi, sono esenti ticket, problemi di reddito, diciamo, è all'ordine del giorno, e l'aumento della spesa pubblica per chi può è stimato attualmente a livello nazionale in 40 miliardi, cioè noi spendiamo abbastanza poco confronto alle altre nazioni europee per quanto riguarda il PIL. Calcolate che Germania e Francia, che non sono degli spendaccioni, sono sopra il 10% per quanto riguarda il PIL per la spesa pubblica, 11-12%. Noi ci manteniamo molto sotto, al 7%. Quindi ai 130 miliardi che spendiamo per la spesa pubblica ci sono 40 miliardi che vengono spesi di tasca propria dai cittadini, quelli che se lo possono permettere naturalmente. La ringrazio con questa apertura, però nonostante tutto io ho sentito ieri che hanno fatto una statistica, dottor Leoni, lo dico anche al dottor Gallucci, a Maurizio Gallucci, dove gli ospedali, i nostri ospedali italiani sono ai primi posti, proprio hanno dei numeri molto importanti, non siamo gli ultimi. Pensate, questa è una cosa molto importante, e grazie anche all'impegno di questi medici che ce la stanno mettendo tutta per capire l'importanza della prevenzione soprattutto. Ne parliamo adesso proprio col dottor Maurizio Gallucci, direttore Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, proprio per capire l'importanza di questo, la prevenzione. Ecco, su questo essere umano che è fondamentale la prevenzione. Prego, dottor Gallucci. Sì, io mi occupo di decadimento cognitivo e proprio il 21 settembre, giovedì della prossima settimana, si svolgerà presso l'ospedale Cafoncello un convegno dedicato alla prevenzione del decadimento cognitivo. Vediamo anche la locandina, grazie. Prego, dottor Gallucci. Allora, la prevenzione del decadimento cognitivo è importante perché non ci sono attualmente dei farmaci risolutivi per quanto riguarda le demenze. E quindi, in mancanza di farmaci risolutivi, la prevenzione è una opzione condivisibile e raccomandabile. La prevenzione in cosa consiste? In vari accorgimenti per migliorare gli stili di vita, quindi attività fisica moderata ma continuativa nel tempo, dieta mediterranea, socializzazione, letture e soprattutto non fumare, non bere alcolici in eccesso e quindi svolgere un'attività e una vita salutare. I fattori di rischio per il decadimento cognitivo sono gli stessi per le malattie cardiovascolari e quindi anche il contrasto al diabete, il monitoraggio delle glicemie elevate, il controllo della pressione arteriosa, il controllo delle malattie metaboliche, quindi tutta una serie di accorgimenti che, se seguiti alla lettera, possono proteggere per il 40%, che vuol dire che riducono il rischio di ammalare di Alzheimer del 40%, quindi quasi lo dimezzano. Quindi penso che sia un obiettivo importante. Dottor Gallucci, molti giovani cominciano già a 10-11 anni a bere questo spritz,
a farsi qualche canna, poi per non arrivare alle droghe pesanti, e a 18 anni qualcuno ha proprio il cervello fuso. Ecco, quanto importante è fare anche prevenzione anche all'interno delle scuole, nella famiglia, questo dialogo tra genitori e figli, questo mangiare sano. Ormai i genitori sono assenti, il pranzo manca quasi completamente. Ecco, cosa vuole dire? Perché io voglio lanciare anche dei messaggi, bisogna fare prevenzione in questo, che il bambino, il ragazzo non conosce ancora le regole del gioco, bene cosa vuol dire mangiare sano, attività fisica, facciamo meno sport degli altri paesi europei, 2 ore di sport anche nelle scuole, importantissimo, l'ha detto lei, nella maniera giusta, ma bisogna farlo quotidianamente. Prego, dottor Gallucci. Sì, questo è un tasto molto importante, cioè il ruolo della famiglia come ruolo di indirizzo in sani stili di vita, e l'assunzione di poca quantità di alcol, un bicchiere di vino al giorno nella, diciamo, età adulta, è una cosa che si può fare tranquillamente. Chiaramente quello che fa male è eccedere nell'assunzione di alcolici. E poi il fumo è effettivamente un agente disastroso, non soltanto per il cuore, per tutto l'organismo, ma anche per il cervello. E quindi questa abitudine, diciamo, di accendersi la sigaretta in giovane età, quasi per apparire più adulti, è una pratica sbagliata, perché poi si innesta una dipendenza che è sia fisica che psicologica, che poi è difficile interrompere. Da questo punto di vista dice bene, dottoressa, che la famiglia ha un ruolo fondamentale, perché la famiglia con l'esempio deve proprio educare i figli per una corretta conduzione della propria esistenza, per ridurre quindi il rischio di malattie. Io vedo tante persone ammalate di demenza che hanno una storia di fumo importante. Avete capito? Guardate, sono messaggi importanti, ascoltate bene le parole del dottor Gallucci. Dottor Leoni, ecco questa prevenzione che doveva far capire l'importanza di tenere questi medici, molti medici se ne sono andati via per stipendi bassi, perché le aspettative non erano quelle che pensavamo, ma soprattutto lo stress. Ecco, questo stress che non fa sicuramente bene al corpo e al cervello, e perciò qualcuno doveva fare questa prevenzione, o sbaglio, dottor Leoni? Perché veramente siamo messi non bene, direi anche molto male, se non vai nella sanità privata, come ha detto lei, e allora però il grande intervento, come dicevo lei, vai a farlo nel pubblico, non lo fai sicuramente nel privato. Prego, dottor Leoni. La realtà veneta, diciamo in particolare, discende da quelle che è la cultura di 2 grandi università, quella di Verona e di Padova, Verona che poi è una figlia, diciamo, di Padova, e quindi da una cultura che poi si è moltiplicata per quanto riguarda anche l'area di Treviso, dove naturalmente i giovani medici hanno la possibilità di avere una preparazione elevatissima, ma soprattutto anche la cultura del sacrificio. La cultura del sacrificio e di quello che vuol dire avere un'impostazione tenuta a apprezzare la professione che si è scelta e studiare molto e quindi dedicarsi. Su questo naturalmente c'è chi si approfitta da questo punto di vista, perché i grandi risultati, soprattutto anche quelli che hanno portato come studi e come livello l'Italia e il Veneto, insomma, che è noto a livello internazionale, sono anche fatti su tante ore gratuite. Tante ore semplicemente dedicate a quella che è la professione, perché se no sarebbe inconcepibile avere questi risultati in confronto di altre nazioni come la Francia e gli Stati Uniti, che hanno gli investimenti economici decisamente più importanti di quelli dell'Italia. Quindi cosa succede? Succede che tanta gente lavora gratis, ma non lavora gratis solo nei momenti dell'università, cosa che è stata anche reale, perché ricordo che le borse di studio sono dai primi anni 2000, e prima gli specializzandi come il sottoscritto, ma come anche il dottore, a cui faccio i miei più vivi complimenti per quanto riguarda la sua attività, che comprende una parte molto importante di quella che è l'evoluzione della popolazione nazionale, che noi siamo un popolo di anziani, sono un popolo anziano, abbiamo una natalità molto bassa e quindi abbiamo un'alta decade di vita
per quanto riguarda la parte più elevata dell'età, sessantenni, settantenni, ottantenni, e quindi la prevenzione di quello che è il deterioramento cognitivo è assolutamente importante, perché dopo è un costo non solo per la società ma anche per la singola famiglia. Però tutti quanti noi non abbiamo neanche avuto la borsa di studio. Quindi diciamo i grandi interventi e le grandi prestazioni che comunque vengono date soprattutto anche per gran parte di buona volontà di chi sta dietro questa situazione, se no non ci sarebbe la spiegazione dal punto di vista economico. Naturalmente tirando allo spasimo questa situazione, diminuendo sempre più gli investimenti per quanto riguarda soprattutto l'evoluzione culturale, cioè lo studio e la specializzazione, siamo al punto in cui siamo. Perché? Perché purtroppo a livello nazionale, dal governo Monti in poi, sia di destra che di sinistra, unità nazionale, alla fine sulla sanità si è teso a risparmiare. Adesso ci si è resi conto, soprattutto la pandemia ci ha messo davanti a quello che è la disponibilità e la necessità della presenza, e noi siamo di fronte attualmente a una bassa attrattività della nostra professione, sia per quanto riguarda i medici ma anche in particolare per quanto gli infermieri, che deve essere un segnale importante di allarme per quanto riguarda quelli che sono i decisori politici che poi hanno loro in mano quella che è l'architettura di quella che è la retribuzione e soprattutto l'orario di servizio e i turni di lavoro. In questi giorni si sta chiudendo la fase contrattuale che riguarda gli anni precedenti, speriamo che sia un punto di partenza per quanto riguarda una nuova considerazione da parte della politica e della classe medica. Abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra, prego. Ciao Mirella e un saluto agli ospiti. Io ieri sono stata operata al Sant'Antonio di Padova, una cataratta che era leggera, e posso dire una cosa, di un'eccellenza quel reparto del Sant'Antonio di Padova, che è veramente eccezionale, non solo a livello chirurgico, a livello curativo, ma anche a livello di personale. Io ho trovato, mi sembrava di essere in famiglia. Cioè una tenerezza, ma non solo nei miei confronti, anche nelle altre ospiti che erano lì, che dovevano operarsi. E è andato tutto bene, per fortuna, mi hanno dato la cura da fare, le gocce, e adesso devo andare lunedì, e vabbè, non sto facendo la mia cartella clinica. Volevo dire un'altra cosa anche, è vero, io vado spesso allo sportello perché mi sono fatta un sacco di esami, perché con l'età e col lockdown insomma eravamo tutti fermi, e devo dire anche gli sportelli di Padova, dell'ospedale, ho trovato gentilezza, disponibilità. Purtroppo certi esami, certe cose non le possono fare perché c'è una lista infinita. Io ho la fortuna di abitare in centro e c'è il centro Valentini, che lo conosco da 50 anni, perché lavorava anche un mio amico lì dentro, e devo dire che ho fatto la visita oculistica, la dottoressa bravissima, ci sono dei macchinari all'avanguardia come all'ospedale. Allora è chiaro che io ho pagato il ticket, Mirella, non ho pagato cifre come dare un privato, è privato, però ho pagato il ticket. E ci sono degli esami che magari, vista l'età, non li pago, e altri che devo dare una quota, come certe medicine. E allora io devo solo essere favorevole. È chiaro che, come dicono i politici, la coperta è corta. Poi dobbiamo anche dire un'altra cosa, che io ho sentito, che il 60% degli ospiti che vengono da altri paesi o anche dal sud vengono qua. Dunque diciamo che i padovani sono un 40%. È chiaro che quando c'è un afflusso così notevole è anche un po' difficile avere subito la visita o l'esame. Poi volevo dire un'altra cosa all'ospite che è seduto di fianco a te, Mirella, poi ho finito. Allora, io sto accorgendo, essendo in centro, vedo delle realtà allucinanti, bisogna che lo dica, italiani, stranieri, che veramente... Però ho constatato una cosa, ci sono delle ragazze stupende, bellissime, in linea, che si curano,
e ci sono delle ragazze giovani, c'è un'obesità impressionante e dopo le vedi per la strada con un paninazzo o un kebab o tutte queste cose. Allora, io dico, non è che uno deve stare a dieta una vita, perché non è neanche giusto questo, ci vuole anche un po' di pepe nell'alimentazione, diciamo così. Però, una volta a settimana puoi dire, vabbè, ho voglia di mangiare una cosa, me la mangio e va, però piano. Quando tu cominci a mangiare tutta la settimana, a bere birra o a bere anche super alcolici, perché io vedo al supermercato mandano dentro quello che ha 18 anni e poi fuori ci sono le ragazzine di 15. È anche difficile la famiglia accorgersi, si accorge quando la ragazza viene ricoverata perché è così. Grazie Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio, perché con gli ospiti ho due ospiti, molto chiara. Comunque grazie della telefonata. Grazie. Allora, dottor Gallucci, come rispondiamo a Sandra che è preoccupata per questo stile di vita che non tutti, ma molte persone, specialmente giovani, non hanno corretta? Sì, effettivamente la famiglia ritengo che sia l'agente più deputato a educare correttamente i figli. Volevo anche aggiungere che tra i fattori di rischio che si sono appalesati importanti negli ultimi anni c'è anche il traumatismo cranico, che rispetto a 50-100 anni fa è aumentato molto per l'aumento del traffico stradale. E Lancet, che è una rivista di medicina internazionale importante, ha pubblicato recentemente una monografia sulla prevenzione del decadimento cognitivo nel 2017 e poi ha fatto un ampliamento, una revisione della stessa nel 2020, e nella versione del 2020 ha inserito proprio tra i fattori di rischio il traumatismo cranico e anche l'inquinamento atmosferico, quindi c'è anche quello. Quindi c'è tutta una serie di fattori, alcuni dei quali sono dalla persona singola difficilmente controllabili, però quelli che ho numerato prima, quindi l'assunzione di alcol, il fumo, l'attività fisica, la dieta, le attività culturali, possono essere gestite direttamente da noi. Quindi è nostra responsabilità, diciamo, curare il nostro corpo nel modo più corretto. Se ne parlerà proprio giovedì prossimo in questo convegno a Treviso, dove si toccheranno vari aspetti della prevenzione. Semplicemente verrà esposto lo studio Treviso Longeva, iniziato nel 2003, quindi uno studio osservazionale su 700 anziani ultrasettantenni nel 2003, che seguiamo da ormai 20 anni. E in questo studio si esporranno tutte le evidenze più significative. Perché Treviso Longeva? Perché quando l'Istat ha pubblicato le tavole provinciali di mortalità, ci siamo accorti che la provincia di Treviso era ogni anno, dal 1998 in poi, la prima in Italia per aspettativa di vita alla nascita per quanto riguarda il genere femminile. E quindi ci siamo domandati come mai, e un gruppo così di amici e colleghi anche di varie, diciamo, estrazioni, quindi un team interdisciplinare, ci siamo dedicati a questo studio per capire il motivo di questa particolare longevità del genere femminile. E in questo studio siamo andati a valutare la dieta mediterranea, la fragilità e le varie comorbidità che affliggono l'età anziana. Sempre giovedì si parlerà anche appunto di dieta mediterranea, di diabete e malattie endocrine, l'aspetto anche della depressione che molto spesso grava sui nostri anziani, cioè la depressione, essere melanconici, tristi, è un fattore di rischio importante per lo sviluppo del decadimento cognitivo. Bisogna essere sempre propositivi, pensare positivo, tra virgolette. Bravo dottor Gallucci, diamo sto messaggio, pensate positivo. Cioè vedere sempre la bottiglia mezza piena e non mezza vuota, avere una
diciamo, disposizione d'animo positiva nei confronti dell'esistenza. Questo previene il decadimento della memoria ed è un dato accertato. Vediamo com'è predisposto il nostro Luciano da Desenzano del Garda. Ciao Luciano! Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti. Piccole cose. Il dottore lì ha detto prima del fumo e ha ragione completamente, è inutile, l'abbiamo già parlato Mirella, i miei amici molto più giovani di me se ne sono andati prima di 60 anni e anche delle signore vicine di casa che fumavano. Io fra un mese, al 10 ottobre, ho 77 anni e vado una volta o 2 settimane col go-kart, quello che va a 80 km all'ora, e quelli di 40 non mi sorpassano, tra parentesi. Adesso il professore, è la cosa che io ho, tra parentesi, a parte la mia grande salute, è la depressione, dottore. È facile dire che bisogna essere propositivi, ma quando nella vita si nasce già da persone buone, è come una pecora. Una pecora che nasce da una pecora non diventa mai un leone, purtroppo, dottore. E io sono così, sono animo buono e non è che sto lì a pensare sempre male, ma è stata anche una fortuna perché Mirella, anche, ho visto che è morto anche ieri uno in montagna a 30 anni, no? Moto con i scooter, anche, insomma, la vita bisogna affrontarla sempre con un po' di paura, tra parentesi. E l'animo, dottore, l'animo depresso non si può cambiare, vai avanti tutta la vita così purtroppo. Va bene, niente, Mirella, vi saluto. Buongiorno a tutti. Caro Luciano, hai fatto bene e ti ringrazio della telefonata per far capire quanto dobbiamo ancora lavorare e fare prevenzione per la depressione che veramente accompagna queste persone diversamente giovani in un periodo della loro vita dove dovrebbero essere sereni. Diceva ce l'ho nel DNA, io non penso sia così, penso che forse li abbiamo lasciati troppo soli, dobbiamo coinvolgerli di più. Tanto è vero che ieri ho letto quella persona di 96 anni, qua devo ringraziare Elisa, specialmente il direttore Giorgio Pavan, che ha capito l'importanza di portare all'esterno queste persone diversamente giovani, farli vivere momenti di felicità. Pensate, questa nonna a 96 anni per la prima volta ha visto il mare. Deve essere stata un'emozione unica, una cosa che fa veramente venire i brividi, quanto dobbiamo lavorare per far capire che sono persone che hanno il diritto veramente di fare una vita serena, con le meraviglie che hanno attorno. Dovevo portarli, purtroppo è piovuto anche ai musei civici a San Marco, a farli visitare questa meraviglia che abbiamo. Purtroppo proprio giovedì è piovuto, ma lo rifaremo. Ecco, l'importanza di uscire da queste anche residenze. Sono bellissime, ma loro hanno voglia di staccare la spina. Quando noi li intervistiamo, perché facciamo tutti i centenari, sono tutte donne, dottor Gallucci, e viva le donne, sono tutte donne. Parlano come avessero 50-60 anni, raccontano, hanno una memoria di ferro. Cioè veramente dobbiamo pensare a queste cose. E un consiglio che ti do, Luciano: avvicinati al mondo del volontariato, sceglilo, puoi fare anche 1 ora, 2 ore, stacca la spina, Luciano, non pensare, come dice il dottor Gallucci, sempre negativo. Dottor Leone, poi rispondiamo anche al nostro Luciano. Cosa vuole dire il dottor Leone e come commenta quello che abbiamo detto? Lei è sempre un medico? Beh, intanto il signor Luciano, se viaggia 80 all'ora in go-kart, non è tanto depresso, è ancora competitivo nei confronti dei quarantenni, quindi è uno sportivo. Grande dottor Leoni! È uno sportivo a tutti i livelli. Poi bisognerà vedere, diciamo, come è al di fuori quando smonta dalla go-kart. Naturalmente l'attenzione intellettuale per quanto riguarda le ultime decadi di vita è fondamentale per quanto riguarda gli interessi e anche l'esercizio fisico. Chiaramente queste cose si imparano da giovani e poi hanno la loro evoluzione poi nel tempo.
Chiaro che allo Stato, parlavamo prima degli stereotipi e dell'obesità infantile o nella fase adolescenziale, sia fondamentale la famiglia come fonte di quelli che sono i principi ispiratori, che sono per esempio l'aderenza a un'attività sportiva. Un'attività sportiva che deve crescere, secondo me, in maniera quasi pari a quella che è la crescita intellettuale, perché alla fine dopo si innescano dei meccanismi controproducenti e naturalmente probabilmente rispetto alle generazioni precedenti, quelle che vengono fuori al dopoguerra, gli esempi in famiglia sono stati più deboli, perché se no non si ha questo tipo di evoluzione che c'è anche in Italia, ma la massima espressione in quella che è la problematica dell'obesità infantile in America, dove diciamo la possibilità finanziaria ancora maggiori nella stragrande maggioranza della popolazione ha causato questo tipo di fenomeno. Per gli anziani, anch'io ho conosciuto persone ultracentenarie che conservano in alcuni casi una lucidità mnemonica e anche diciamo relazionale invidiabile. C'è necessità soprattutto di non farli sentire soli, quindi l'aggregazione, la possibilità di avere ancora la cultura e la necessità di migliorare la propria cultura, la cultura del bello, dell'arte. Noi siamo per fortunati perché viviamo in mezzo all'arte. I turisti vengono nel Veneto a tutti quanti i livelli per vedere le nostre parti, noi stessi per quanto riguarda questo bilanciamento tra quella che è città e campagna e attività lagunare, dovremmo usufruire di più, anche e soprattutto del volontariato, che da questo punto di vista è fondamentale, perché secondo me è l'espressione della civiltà di una nazione. Cioè la interrompo un secondo, Torleoni, se no mi cade la linea, lei sa come funziona, purtroppo abbiamo Silvia da Padova. Vai Silvia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire una piccola cosa, io non sarei depressa se fossi stata curata, ma non sono stata curata perché siamo sempre in lista d'attesa. Anche stamattina io 3 ore al telefono, non c'è in lista d'attesa, scade domani, devo richiamare lunedì in lista d'attesa, devo fare una visita ematologica, devo fare una al pancreas perché c'è qualcosa di dubbio. E insomma io è da 2 anni, da quando mi è venuto il cedimento delle vertebre, perché non sono stata curata, perché sempre in attesa 5-6 mesi per una visita, e adesso io devo andare sempre con i soldi. Ho fatto 415 iniezioni, una ogni mattina sotto cute. Ti rendi conto come vivo? È logico che mi viene la depressione, perché io ho una bella famiglia, ho una nipotina di 11 anni e mezzo che mi fa vivere, perché viene tutti i giorni dalla nonna, perché gli faccio da mangiare quello che riesco. Però io non sono più, sono un'handicappata ormai, sono un'handicappata e io non sopporto che noi, che abbiamo anche aiutato a fare l'Italia, perché io ho 77 anni e tu mi conosci da 10-12 anni, ti ricordi cosa mi dicevi sempre? Ho combattuto, ho fatto, ho brigato e adesso cosa siamo noi? In lista d'attesa sempre, non siamo neanche curati, è brutto dire queste cose, ma guarda, io piango perché sono arrabbiatissima, ho fatto anche l'infermiera. Non piangere, che sei partita bene, ti ho trovato bella grintosa. Dai Silvia, continua così, lotta Silvia, lotta. Capito, Mirella? Ma la testa va via qualche volta, a volte penso cosa sto a fare qua, che non sono neanche più capace a fare un lavoro, tutto niente, piena di dolori tutti i giorni. Ciao, grazie. Ciao Silvia, mi raccomando, dai che sei partita bene questa mattina. Prego dottor Leoni, e salutiamo anche la nostra Silvia, prego. No, ma quello che commentava, diciamo, la sua ascoltatrice è collegato a quella che è naturalmente la necessità di avere una risposta alla domanda in termini di salute. Chiaramente la domanda dei cittadini per quanto riguarda la ricerca della propria salute, anche individuale, è sicuramente aumentata, e anche la percezione di quello che sono i bisogni e l'appropriatezza d'altra parte delle prescrizioni. Tutto passa naturalmente a quello che è la selezione da parte del medico di medicina generale e poi le possibilità tecniche per quanto riguarda le risposte alle domande che sono in crescente aumento. Sicuramente una grande quota di risposte a questa paziente, che è un caso sicuramente abbastanza singolare, le ha avute. Naturalmente noi dobbiamo entrare in quella che è la grande maggioranza, cioè la curva gaussiana, eliminiamo gli estremi banda del settore,
ma nella stragrande maggioranza dei casi la risposta in termini di salute nel Veneto esiste, e come, anche per quanto riguarda le grandi situazioni come penso ai 100 trapianti o quelle che sono delle costruzioni che interessano più specialità e sono la dimostrazione di quella che è la grande efficacia del lavoro di equipe. Poi naturalmente, come si diceva prima, c'è anche la possibilità di avere delle prestazioni col privato convenzionato, perché la sua precedente ascoltatrice aveva le visite oculistiche che sono al top di quelle che le ricerche, però solo col ticket vuol dire che quella poliambulatorio aveva delle prestazioni convenzionate rispetto a quello che è l'ASL. E l'ASL paga, diciamo, quella struttura per avere delle prestazioni a prezzo calmierato. Poi c'è il pubblico puro, che solo alcuni naturalmente possono permetterselo. Grazie dottor Leoni, abbiamo Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Il dottor Gallucci l'ho conosciuto che siamo andati alla visita con mio marito. Comunque volevo dire, sono dalla parte dei medici di base, perché ieri sono andata dal mio medico, una serie per me e mio marito, degli esami da controllare, da vedere. Sono oberati di lavoro. Allora, abbiamo fatto la visita cardiologica e dobbiamo fare il piano terapeutico. Una volta, quando andavi alla visita cardiologica, il cardiologo ti faceva lui il piano terapeutico. Adesso il medico di base, sicché un'aggiunta. Poi per fare i certificati, dopo sostituiva un altro medico che sarà andato in ferie, insomma era dentro e fuori dall'ambulatorio per vedere i pazienti dell'altro medico. Ma questi medici non hanno il tempo di visitarci, sono oberati di lavoro ma burocratico. Quando andavi dall'oculista ti faceva già l'impegnativa per il successivo controllo. Adesso bisogna che vai dal medico. Allora prendi appuntamento e sei sempre là. Io cerco di raggruppare e di andare una volta solo. Sono da parte di loro perché hanno veramente tanto e tanto lavoro. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, veramente farà anche piacere capire che la gente inizia a capire che non è proprio colpa se non trovi il medico, non viene a visitarti a casa, ma sono veramente oberati dalla burocrazia. Allora, dottor Gallucci, questa locandina importante che abbiamo visto, anzi la riproporrei, che parla veramente una parola, invecchiamento di successo. Però per arrivare a un invecchiamento di successo deve fare prevenzione, come l'ha spiegato bene lei. Forse queste iniziative sono fondamentali perché puoi partecipare, puoi ascoltare questi convegni non solo dagli addetti ai lavori, ma aperti. Perché sa, dottor Gallucci, io lo dico sempre, noi una volta avevamo paura solo passare davanti alla sala operatoria. Come avevamo sala operatoria, aiuto, cosa ci sarà dentro? Poi un po' alla volta invece, facendo entrare le telecamere, qua devo dire grazie ai direttori generali che hanno fatto questo, sapendo cosa ti aspettava, ascoltavi questi direttori, questi medici e ti spiegavano cosa consisteva questa operazione, noi le facciamo anche vedere a volte, cioè la paura è molto diminuita, forse conoscere di più, ascoltarvi di più, partecipare anche alle trasmissioni, fare questi convegni aiuta a invecchiare con successo, io spero, prego. Certo, sono perfettamente d'accordo. Tengo a sottolineare che il convegno del 21 settembre è aperto a tutti. Non è un convegno per colleghi o personale sanitario. Ogni anno l'USL fa un convegno nella giornata mondiale dell'Alzheimer, appunto il 21 settembre, aperto a tutta la cittadinanza, quindi a familiari, pazienti, e a tutti i cittadini che sono interessati a queste problematiche. E le stesse relazioni saranno con un carattere divulgativo, quindi non saranno relazioni tecniche per iniziati ai lavori, ma saranno volutamente divulgative.
Tra queste ricordo, visto che mi attacco a ciò che ha detto il dottor Leoni poco fa, ci sarà una relazione dedicata a ciò che l'osservazione dei centenari ci insegna. E i centenari sono una fascia di popolazione fortunata su cui non si sa quasi nulla, perché non ci sono libri pubblicati sui centenari e c'è pochissima letteratura scientifica, proprio perché è un segmento di popolazione che fino ad oggi non è stato studiato in modo esaustivo. Questa è anche un'occasione perché una collega di Trieste, città particolarmente anziana, sta conducendo uno studio sui centenari e quindi è un'informazione in più. Anche Treviso Longeva ha dei centenari, quindi li abbiamo studiati anche noi, e quello che viene fuori da questi studi sono delle cose, diciamo, particolarmente interessanti. Ci sono centenari che sono perfettamente integri dal punto di vista cognitivo. Non è che la patologia sia legata all'invecchiamento, associata al fatto di invecchiare. Si può essere anziani ma liberi da malattie. È chiaro che la partita va giocata prima, nel senso già a livello scolastico, delle prime fasce d'età, con l'attività fisica inserita in un numero congruo di ore anche nella scuola, deve essere un'abitudine. E lo sport, io da ragazzo ho fatto judo per 10 anni, agonistico, e dopo in età matura ho fatto alcuni anni di scherma, è una palestra anche di vita, perché si impara a rispettare le regole, si impara l'umiltà, si impara anche ad accettare la sconfitta, che è un momento di promozione. Molti ragazzi che non sanno accettare il brutto voto o che vogliono sempre, diciamo, vincere, tra virgolette, attraverso lo sport imparerebbero a gestire anche queste situazioni emozionali. Lo sport è un grande maestro di vita e si impara anche a rispettare, diciamo, l'avversario, che non è un nemico ma soltanto un competitore nell'ambito di quella gara. Dottor Gallucci, ieri ho ricevuto una telefonata di un signore che ha sentito che tramite questo gene nel DNA si può capire se sei più portato a prendere il Covid o meno, se ti puoi ammalare più facilmente o meno, uno studio molto importante. Non ci credo, ha detto, qui ci stanno raccontando le storie infinite. Io ho risposto che invece da poco si studia il DNA, si conosce, chissà dove arriveremo. Cosa vuole dire lei? Guardi, le dico che in pratica il DNA è molto importante nel determinismo di tutte le malattie. Si vede che tutte le malattie hanno comunque una certa predisposizione o meno a verificarsi, e questa predisposizione è insita nei geni. Per cui ci sono persone, diciamo, più o meno protette per quella o quell'altra malattia. Ci sono, per esempio, per dirla in modo banale, dei forti fumatori che non sviluppano il cancro del polmone perché hanno una forma di protezione genetica, altre persone invece che sono particolarmente suscettibili, e questo vale anche per malattie diverse dal cancro del polmone, anche per il decadimento cognitivo. Noi abbiamo anche visto che per quanto riguarda come si invecchia, esistono anche delle differenze tra i due generi, maschio e femmina. Treviso Longeva abbiamo avuto una collaborazione importante con l'Istituto Mario Negri di Milano, che ha curato questi aspetti genetici, e abbiamo pubblicato alcuni lavori in cui abbiamo studiato alcuni polimorfismi, quindi alcuni, diciamo, gruppi di geni, li abbiamo studiati assieme, e che dimostrano che l'uomo e la donna invecchiano anche in modo diverso e hanno diverse, diciamo, fattori di protezione a livello genetico o fattori, diciamo, di maggiore rischio.
Volevo poi anche rispondere brevemente al terzultimo Luciano da Desenzano. commentatore. È vero, ci sono delle depressioni endogene, anche qui c'è una predisposizione e queste effettivamente sono difficili da gestire, però ci sono anche quelle depressioni esogene, cioè prodotte, indotte, favorite da agenti esterni. Quindi passato il fatto acuto c'è tutto un meccanismo, diciamo, di elaborazione del lutto o comunque della perdita per ripristinare uno stato di emozionale in asse normale. A questo proposito volevo citare e disturbare lo scrittore inglese William Shakespeare, che nell'Otello scrive: il nostro corpo è un giardino, la volontà è il giardiniere. Per cui tutto è nella volontà. Annaffiarlo, curarlo, seminare bene. Dottor Leoni, come ci saluta e cosa vuole aggiungere? Prego. Beh, che tra gli anziani di successo io come esempio mi porto Mick Jagger, perché a 80 anni fa esattamente le cose che faceva a 20, figlio di un insegnante di educazione fisica nella borghesia londinese. Lui ha fatto sempre ginnastica e lo fa tuttora, e questo lo porta a essere una rockstar che tutti quanti noi conosciamo, con un invecchiamento attivo che più attivo di lui in questo momento non riesco a trovare come esempio. È diventato papà un'altra volta a 80 anni fa. Volendo si può, diciamo, esattamente. Ma lui applica anche una rigida disciplina di tipo fisico per quanto riguarda le sue performance, per mantenersi in forma in questa maniera, e dal punto di vista intellettuale per quanto riguarda la produzione discografica, perché fare questo tipo di attività mantiene giovani, non c'è niente da fare, è un dato di fatto. Sono messaggi importanti che date questa mattina. Ringrazio sia il dottor Gallucci che il dottor Leoni, perché vi stanno ascoltando e guardate un po' alla volta. Prendo anche questi convegni per sapere, per conoscere, partecipate, andate a sentire questi convegni importantissimi che riguardano tutti. Dobbiamo fare comunità, dobbiamo imparare a fare comunità nelle cose che ci riguardano, che ci appartengono, che ci faranno atterrare più dolcemente, dico io, dottor Gallucci. Abbiamo Claudio da Marano, che piacere sentirti. Ciao Claudio, come stai? Bene, bene, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo solamente fare un appunto per quanto riguarda gli alcolici. È stato detto dal Presidente della Regione che il vino rosso contiene il resveratrolio e che è lo spazzino delle arterie. Però secondo uno studio dell'American Society bisognerebbe, per avere un beneficio per quanto riguarda il resveratrolio all'interno delle arterie, lo spazzino delle arterie, bere almeno 16.000 bicchieri al giorno. Quindi penso che non è fattibile. Il resveratrolio si trova anche sulle mele, si trova anche sui pomodori. Penso che però per quanto riguarda il vino rosso non è pensabile di bere 2000 litri di vino al giorno per avere un beneficio del resveratrolio. E io dico, va bene un bicchiere al giorno, ma non di più. Il problema del vino, il problema degli alcolici e anche molte volte il vero innesco che porta alla violenza anche sulle donne che parlavate prima, perché proprio per quello, perché magari si va a bere e la gente poi, quando si sa cosa succede, quando cadono le inibizioni, cade la ragione e poi succede quello che succede. Buona giornata signori. Grazie Claudio, confermi e approvi quello che ha detto il dottor Gallucci: un bicchiere di vino al giorno, che sia bianco o nero, ma solo un bicchiere, e non fa male, di sicuro non un bicchiere a 10-12 anni, ma in età più adulta, e soprattutto seguire le regole che ha detto il dottor Gallucci. Grazie al dottor Maurizio Gallucci, direttore Centro Disturbi Cognitivi e Demenza, azienda ULSS Marca Trevigiana. Ricordiamo e vi facciamo vedere la locandina perché è fondamentale, partecipate
il 21 settembre dalle ore 8 alle ore 13:30, sala convegni all'ospedale Canfoncello di Treviso. Grazie dottor Carlucci per essere stato con noi, grazie anche al dottor Giovanni Leone, segretario regionale Confederazione Italiana Medici Ospedalieri, per quello che ci ha detto. La speranza è l'ultima a morire, speriamo che qualcuno ci ascolti, dottor Leoni, specialmente io dico alla politica romana, perché è là che si gioca tutto, alla politica regionale che è quella vicina al territorio che deve prendere decisioni, perché così non si può andare avanti. Grazie, grazie, buona giornata. Pubblicità. Arrivederci Mirella. Arrivederci. E vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Anna Corò, Presidente Volontari Insieme Treviso. Molto importante la sua presenza oggi perché rappresenta tante associazioni, non a caso si chiama Volontari Insieme. Abbiamo collegato da Padova anche il professor Gerardo Favaretto, psichiatra. Buongiorno professore, grazie, ogni tanto ci vediamo, mi fa sempre piacere averla ospite. Buongiorno professore. Buongiorno professore. Ben trovato Mirella, ben trovata Anna, ben trovati tutti i suoi ascoltatori. Allora professore, io partirei proprio da lei, anche se di solito parto con le donne, ma lascio dopo Anna Corò, perché abbiamo iniziato con una donna che era Emanuela Gianetti, un'artista, abbiamo proseguito con la Lega Ambiente, poi 2 medici, il dottor Gallucci che appunto parlava di cognimento, questo Alzheimer che veramente preoccupa molto perché ormai arriva in età non proprio diversamente giovane, ma proprio per lo stile di vita che si fa, perché se vogliamo invecchiare molto bene, come dice la locandina, invecchiamento di successo, dobbiamo fare prevenzione. Lei sa quanto io ci tengo a questi ragazzi, non a caso assieme a Anna che si sta veramente adoperando in maniera incredibile per fare queste 2 giornate, il 30 di settembre e il 1° di ottobre all'ippodromo di Sant'Antemio con 20 comuni, l'ULS 2, il CONI, il SIP, per dare questo messaggio. Dobbiamo fare comunità e aiutare questi ragazzi a invecchiare nel miglior modo possibile. Vuol dire coinvolgere la famiglia. Prego, professor Favaretto. Dobbiamo fare comunità, coinvolgere questi ragazzi, certo invecchiare, prima di invecchiare dobbiamo aiutarli anche a vivere la loro giovane età, la loro giovinezza, e credo anch'io che il problema sia chiedersi quali sono i modi migliori per poter fare comunità di fronte a una popolazione che cambia nella composizione. L'abbiamo detto tante altre volte, insomma, mentre una volta i giovani erano una risorsa, erano appunto la generazione che arrivava, con l'invecchiamento della popolazione i giovani sono diventati una minoranza e questo comporta delle difficoltà, dei problemi, insomma. Spesso appunto i giovani vengono rappresentati, vengono parlati, vengono descritti, certe volte vengono anche molto criticati, anche certe volte anche perché ovviamente tutte le novità comportano, le nuove generazioni comportano nuove abitudini, nuovi stili di vita, nuovi modi di comunicare e non è scontato che ci sia sempre una comprensione fra le generazioni. Fare comunità e creare delle comunità per i giovani, questo credo che sia uno di quei principi di una prevenzione che è una prevenzione basata su aspetti naturalmente culturali, sociali. Adesso non stiamo parlando in termini strettamente sanitari, no? Rispetto alla questione di cui discutevate prima, quella dell'Alzheimer, che è una questione molto importante che ha a che fare con la qualità della vita delle persone anziane, ma anche delle famiglie che hanno questo tipo di problema. È chiaro che qui non stiamo parlando di una malattia, essere giovani non è una malattia, insomma anche fare qualche cosa di inadeguato, di qualcosa come dire, di strano quando si è giovani, neanche questo è di per sé una malattia. Certo che però ci sono alcuni comportamenti che noi possiamo associare al fatto che si possono sviluppare dei disagi. Allora questo fare comunità e attenzione a questi comportamenti. Quali sono per esempio? Beh, uno prima di tutto è proprio la qualità della relazione con la famiglia. Cioè avere delle famiglie nelle quali non c'è attenzione, non c'è integrazione, non c'è
una buona relazione fra genitori e figli è un elemento di rischio per quello che poi è il fatto di provare delle situazioni di disagio e magari cercare in contesti diversi fuori dalla famiglia con una sensazione di distacco e che poi diventa magari anche ispirazione alla trasgressione, a una certa modalità. Credo che questo siano dei problemi importanti, situazioni in cui ci sono giovani appunto che possono essere in difficoltà, vuol dire sostenere anche le loro famiglie magari a ricucire un rapporto che non va bene o che è critico, che è solo conflittuale o che è un rapporto freddo in cui non c'è passaggio, insomma, no? Da un punto di vista emotivo e quindi anche di comprensione, in cui il giovane si sente isolato, distante, improvvisamente gettato in un mondo in cui ha perso appunto la sicurezza dei genitori e si ritrova con dei modelli che sono particolarmente difficili. E qui c'è un secondo elemento di rischio sul quale bisogna fare molta attenzione, che sono proprio le modalità di comunicazione, l'utilizzo di certe modalità, in particolare quello che hanno a che fare con la grande rivoluzione che c'è stata da un punto di vista dell'informatizzazione e tutto quello che ci viene dietro, insomma l'abbiamo detto altre volte, abitare un mondo, quello della comunicazione, quello dei social, quello dell'immagine pubblica, del farsi vedere, dell'essere visto. Questa è una cosa che peraltro preoccupa e occupa soprattutto le ragazze, no? Dati che abbiamo ci dicono che sono le ragazze quelle che più di altre usano i social, dipendono dai giudizi che ne ricevono, eccetera. Un certo tipo di esposizione, anche di necessità di successo, anche questo è un fattore di rischio che in qualche maniera va sostenuto. E poi, insomma, una cosa che abbiamo detto tante volte è proprio il problema dell'accessibilità all'uso di sostanze, alla diffusione di sostanze psicotrope, cioè di tutte quelle che insomma comunemente chiamiamo droghe, che stanno diventando obiettivamente uno dei grandi problemi di queste generazioni. Le droghe sono sempre esistite, ma ovviamente l'impatto sulla popolazione generale e fra le sostanze comprendiamo anche l'alcol, visto che lo citavate prima, insomma, no? Come sostanza che può essere legittimo assumere o non assumere. Certamente gli effetti delle sostanze dell'alcol sullo sviluppo dei giovani, anche sullo sviluppo biologico del loro cervello, insomma, ecco, quanto può essere dannoso, è sicuramente una delle cose a cui va prestata attenzione. Molto Quindi, chiaro, professor Favaretto, molto chiaro. Sentiamo anche invece il professor Favaretto. Anna Colò ha detto una cosa importante: non è una malattia essere giovani. Mi sa che sta diventando una malattia essere vecchi. Attenzioniamo molto i giovani, appunto i suicidi dei giovani hanno fatto scalpore, numeri impressionanti, abbiamo messo subito psicologi, li abbiamo accerchiati nel vero senso della parola con delle persone a fare delle funzioni importanti. Ma abbiamo pensato anche diversamente ai giovani. Una malattia non è per il giovane essere giovani, ma è una malattia essere volontario, perché questi ce la mettono tutta, ce l'hanno nel sangue questa malattia, però sono diversamente giovani che stanno cercando di dare quello che non riusciamo ad arrivare. Sono i giovani col mondo del volontariato. Anna Corò ce la sta mettendo tutta, ma sta facendo una fatica, voi non avete idea. Prima unire le associazioni, molto divise e stradivise, qua è lunga la storia dei campanili, mi so meglio, però i giovani, noi dobbiamo arrivare a loro tramite chi? Le famiglie. E questo è l'obiettivo anche del 30 settembre e del 1° ottobre all'Ippodromo di Sant'Artemio. Prego Anna Corò. Allora, il problema degli anziani, il problema dei giovani, il problema del volontariato sono tutte facce fondamentalmente della stessa medaglia, tutti i petali dello stesso fiore. Noi abbiamo bisogno, come diceva il dottor Favaretto, di creare comunità. Noi come volontari insieme, associazione di secondo livello del territorio della Marca Trevigiana, stiamo da anni cercando di lavorare, di far le associazioni riescano a confrontarsi e ad ascoltarsi, perché ogni associazione ha una sua storia, una sua cultura, un suo motivo di esistere e non è meno importante perché è
piccolina perché lavora in un piccolo comune, è essenziale per quelle persone, è essenziale, fondamentale per le persone a cui si rivolge, perché l'associazione, il volontariato è probabilmente il primo porto sicuro che una famiglia trova nel sociale appena affronta un problema, prima di rivolgersi all'istituzione. E quindi è fondamentale che ci sia una presa di coscienza, una consapevolezza, ma prima di tutto nel mondo del volontariato, nel mondo delle associazioni, a capire che se vogliamo superare questo muro, questo confine dell'essere sordi e dell'essere ciechi verso gli altri e occuparci veramente delle nostre comunità, delle persone fragili, dobbiamo prima di tutto imparare a parlare tra di noi, ad ascoltarci e a diffondere tutte le esperienze, perché tutte le esperienze sono importanti. E con il dottor Favaretto abbiamo cominciato ancora l'anno scorso un percorso creando una rete a tutela delle persone fragili. Fragili perché? Perché la fragilità è qualcosa che noi incontriamo nella nostra vita, in qualsiasi momento. Possiamo nascere tranquillamente e poi incontriamo la fragilità anche solo semplicemente per una caduta dalle scale, non è necessario che succedano altre cose. Quindi stiamo lavorando e l'incontro del 30 di ottobre, l'incontro del 30 di settembre e del 1° di ottobre, tutte le associazioni insieme, in un unico momento, che si vedono, si conoscono, imparano a capire cosa vogliamo gli uni dagli altri, imparano a parlare all'interno delle stesse tematiche, delle stesse aree, che poi non è così fondamentale, perché il problema per esempio dell'anziano, il problema dell'Alzheimer o il problema delle dipendenze sono diventati ormai argomenti interdisciplinari che riguardano tutti, perché la dipendenza è qualcosa che riguarda il ragazzo, ma è qualcosa che riguarda anche l'adulto, è qualcosa che riguarda anche la persona anziana, è qualcosa che riguarda il vissuto delle persone. Occuparci dei nostri anziani ammalati di demenza, di Alzheimer, è un dovere, perché il sociale, e quando parlo di sociale parlo di istituzioni, parlo di comunità, parlo di cittadini, non deve rimanere indietro rispetto al sanitario, che è così proiettato a aumentare ed essere sempre pronto a dare risposte sanitarie, quindi ospedali, quindi situazioni, cioè il progresso sanitario, il progresso tecnologico è strettamente legato al sanitario. Poi adesso con l'intelligenza artificiale forse avremo delle soluzioni migliori, ma la persona rimane sempre persona. La natura umana rimarrà sempre natura umana, quindi la nostra attenzione, il sociale, non deve rimanere indietro rispetto al sanitario, ed è qua il fulcro, l'importanza di essere uniti, di trovare una voce comune e di riuscire però a portare all'interno del volontariato professionalità, esperienze come il professor Favaretto, come il dottor Gallucci che è stato prima di voi, cioè quelle esperienze maturate durante una vita di lavoro che si mettono a disposizione non del volontariato in sé, perché essere volontari vuol dire essere buoni cittadini, semplicemente fare il proprio dovere come cittadini, articolo 1, 2 e 3 della Costituzione. Quindi io mi permetto di, Mirella, usare questo momento per chiedere a tutte le professionalità, tutte le persone di grande esperienza e di grande capacità, ripeto, come il dottor Favaretto che dà da anni il suo aiuto a Volontari Insieme in particolare e ci aiuta a crescere e a coordinare questo tipo di lavoro che è importantissimo e a parlare con le associazioni. Quindi io invito queste persone ad avvicinarsi al mondo del volontariato, come i giovani. Invito loro di volare verso Volontari Insieme, che diventerà la casa comune del loro volontariato. Anche i giovani devono imparare a confrontarsi tra di loro, a non essere esclusivi per tipologia di scuola che frequentano,
per possibilità finanziarie che ancora dividono, non ci sono le classi sociali, o mi piace pensare che non esistano più le classi sociali, ma una certa differenza esiste ancora. Ci sono persone che hanno difficoltà a fare la spesa e altre che gettano migliaia di euro in cose anche... non dico superflue, sì, ma un po' superficiali. Quindi Volontari Insieme diventi la casa comune anche dei giovani, che imparino ad avvicinarsi. Noi lasciamo loro liberi la possibilità, non vogliamo né che si iscrivano né che entrino in un'associazione, non è questo che ci interessa. A noi interessa che loro imparino a confrontarsi tra di loro, che entrino nelle scuole a parità dei loro compagni, che chi ha esperienza, chi ha capacità, chi ha leadership in questo senso, li porti all'interno del volontariato, che ripeto non è qualcosa di diverso, o il volontariato non è un mondo a parte, è semplicemente imparare ad essere buoni cittadini. Io spero che all'ippodromo il 30 e il 1° avremo grande successo, perché ci sarà una grandissima partecipazione. E spero, dottor Favaretto, che avremo successo anche noi con il forum delle associazioni, quando inviteremo tutte le associazioni a guardarsi negli occhi e a parlare di fragilità. E poi... Allora, è vero quello che dice il professor Favaretto, è vero quello che dice la presidente Anna Corò di Volontari Insieme, però è anche vero che non riusciamo a far diventare questi giovani protagonisti, ed è quello che vogliono. È stato fatto un sondaggio nelle scuole, è stato chiesto ai ragazzi: cosa vorresti nella tua scuola? E tutti pensavano magari una nuova tecnologia, pensavano a cose completamente diverse da quello che poi è emerso. Ed è emerso, professor Favaretto, che questi ragazzi vogliono una scuola che li coinvolga di più, un rapporto più diretto con i professori, un dopo scuola con manualità, con creatività. Ma dovevamo scoprire la luna e sentire proprio questi ragazzi per capire che erano queste le cose che loro vogliono. Loro vogliono essere protagonisti, sono loro che devono essere i protagonisti. Loro sono stanchi di sentire le prediche da chi ha già vissuto, da chi ha già fatto dei percorsi. Se sbagliano, benissimo, sbagliando si impara, ma dobbiamo anche responsabilizzarli di più, perché questo è quello che vogliono. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Pronto? Pronto? Sì? Luciano da Jesolo. Ciao Luciano, sì. Prego. So che guardo la sua trasmissione che parlava di gente con l'Alzheimer, quelle cose. Prego, Luciano. Qui di fronte a me abbiamo una signora con l'Alzheimer. Ha capito? Sì. Con l'Alzheimer. E ha un nipote che la governa e c'è anche la Bavante. È andata più volte per vedere se può avere l'accompagnatoria e non ha risolto niente, quando che qui a Jesolo abbiamo uno che ha avuto l'accompagnatoria che andava in macchina, ma siccome che aveva il cognato infermiere che qua e che là, quello è andato così. Com'è che deve fare questa ragazza per avere questa cosa? Grazie Luciano, penso che questa mattina hai la fortuna di avere il professor Favaretto. Per quanto riguarda accompagnatore, forse ne sa qualcosa più di qualcun altro. Professore, come rispondiamo a questo Luciano, poveretto? Dice: ma questa signora cosa deve fare? Come si fa per avere l'accompagnatore? È sempre amico dell'amico, ma non è che funzioni così, o dovrebbe funzionare così. Prego, professor Favaretto. Voce. Non ci sono molti commenti da fare in realtà, nel senso che l'ascoltatore ha perfettamente ragione. Allora, l'accompagnatoria è un diritto di persone che hanno livelli di disabilità particolarmente importanti, nel senso che non sono autonomi nello svolgimento delle attività quotidiane. Questa cosa deve essere certificata dalla commissione di invalidità
che accerta sulla base della documentazione, sulla base della visita, il fatto che appunto questa persona non è autonoma, non ha autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani, che significa cibarsi, lavarsi, fare tutte queste cose. Quando ci sono patologie molto importanti come la demenza senile, il morbo di Alzheimer, eccetera, che sono un sinonimo, quando ci sono queste patologie importanti, soprattutto nelle fasi in cui queste patologie sono più evolute, di solito viene concesso questo tipo di beneficio e di supporto economico, perché le persone effettivamente non sono in grado di badare a se stesse, insomma. Quindi se questa cosa non è stata data, purtroppo, essendo la patologia ingravescente, può essere richiesta nuovamente a distanza di alcuni mesi, può essere richiesta una riverifica, anche portando tutta la documentazione che spiega, importante quella medico di medicina generale, insomma, di tutti quelli che si ha, che spiega come questa persona non sia autonoma nello svolgere le normali attività quotidiane della vita, perché questo è il criterio che la Commissione deve recepire per concedere questo beneficio. E in merito a quello che hanno scritto i ragazzi su questo test, come commenta, professor Favaretto, che vogliono una scuola che li intrighi di più? Questo è un discorso molto interessante, infatti è stato molto interessante che abbia citato questa cosa. Allora, protagonismo, ecco, quello che dice la signora Corò è, credo, sostanzialmente questo. Ci sono modi che noi abbiamo per fare comunità, per essere presenti all'interno della condizione sociale. Appunto, io sottoscrivo molto quello che diceva, cioè non dobbiamo sanitarizzare, no, i bisogni delle persone. I bisogni delle persone sono bisogni che sono legati agli aspetti relazionali, culturali, emotivi, di organizzazione. Non è che ci sono risposte sanitarie a bisogni che invece no. Il bisogno di protagonismo è un bisogno che hanno tutti i gruppi, tutte le persone, i giovani, gli anziani, insomma, ecco, e che il volontariato in qualche modo rappresenta. Si è molto discusso ultimamente, no, rispetto alla scuola su, per esempio, il fatto che la scuola abbia una funzione di valutazione, no, e che questo possa avere un impatto più o meno positivo o negativo, e allora la valutazione va data, non va data. Ci sono portati casi appunto anche di situazioni molto, molto gravi che sono state attribuite al fatto, per esempio, di ricevere valutazioni negative. Una cosa è sicura, che se la scuola è vissuta esclusivamente come una situazione di pura valutazione, cioè se la scuola si identifica sostanzialmente con un voto e basta, ma non è un contesto appunto in cui non c'è un protagonismo da parte dei ragazzi, ecco, è chiaro che insomma crea più problemi di quanti ne risolva, non è un'occasione evolutiva, ecco. Però dubito che sia così, cioè nel senso che credo che si tratti comunque di fare un lavoro di profonda riflessione che dia opportunità dentro la scuola e fuori dalla scuola. Io so che ci sono degli esempi in cui delle realtà, insomma, nelle quali effettivamente queste opportunità di protagonismo vengono date nell'orientamento, alcuni insegnanti che fanno i lavori in maniera positiva, qualche insegnante probabilmente così che è più appiattito sulla dimensione puramente burocratico-valutativa e che da questo punto di vista non dà quelle opportunità evolutive che ci sono. Ma la parola protagonismo è centrale, io credo che insomma non dovrebbero stupire, no, questo tipo di risultati, perché certo, i giovani hanno bisogno di trovare qualcosa che gli ritorni un'identità, che gli dia la certezza di poter dire la loro. Abbiamo Fabio da Padova, professore, se non mi cade la linea, vai Fabio, prego. Ciao Mirella, ciao a tutti. No, volevo dire, io sono invalido dal 2009, no? E purtroppo non potevo lavorare, quindi percepivo 280 euro al mese come tutti gli invalidi indigenti. Però lo Stato non rispetta l'articolo 38 della Costituzione italiana e oltretutto l'INPS doveva darmi più del doppio, ma non te lo dà se tu non lo chiedi. Però nessuno ti dice che hai questo diritto, che non te lo dicono i servizi sociali, non te lo dicono le associazioni, non te lo dice Zaia, non te lo dice Mattarella, non te lo dice nessuno. Quindi io, ad esempio, ho perso 5 anni di arretrati perché l'INPS dice che sono andati in prescrizione. Io l'ho scoperto, questo diritto,
di una trasmissione di Del Debbio nel 2017. Per me è una cosa vergognosa. Pensati che il mio amico Arnaldo Trombetta di Codevigo nel 2018 è morto di stenti con 280 euro al mese. Hai capito? Ecco. Allora io dico, far morire gli invalidi non mi sembra una bella cosa, no? E volevo chiedere alla signora dell'associazione cosa ne pensa lei di questo articolo 38 della Costituzione, se è al corrente che esiste e se fanno qualcosa per farlo rispettare questo articolo, perché nessuno lo fa rispettare. Grazie Fabio, sentiamo, dovrò riprendere a rileggere la Costituzione, Sì. Abbiamo lasciato a fine luglio, ero arrivata alle prime pagine, continueremo a leggere la Costituzione perché è importante, ha ragione Fabio da Padova, conoscere anche gli articoli della Costituzione. Prego. Ecco, io torno a dire quello che ho detto prima, far rispettare gli articoli della Costituzione non è qualcosa che si impara per decreto o ci può essere una legge che dice devi imparare cosa dice la Costituzione e cosa dice di tali articoli. Tutto parte sempre da come la società si pone nei confronti della Costituzione, si pone nei confronti delle istituzioni. Allora, ritornando al mondo del volontariato, con molta umiltà dico questo, non per dire che le associazioni o i volontari sono capaci più di altri o risolvono i problemi meglio di altri, però hanno per esperienza, per volontà e perché sono purtroppo entrano nelle storie, con la loro storia entrano nelle storie di vita delle altre di persone che hanno alle spalle tanta sofferenza e cercano di rielaborare un modo nuovo di intendere la vita. Dovremmo proprio costituirci quello che sembra una parola grossa, ma potrebbe essere parte civile, intesa come parte civile, organizzati in un territorio per essere insieme e offrire a persone come lei, persone che ne hanno bisogno, persone che non hanno la capacità, offrire i servizi in questo senso di informazione, di formazione sui diritti che hanno le persone con qualche problema. Ripeto, con il dottor Favaretto questo è quello che stiamo facendo, cercare di tutelare da un punto di vista sociale chiaramente, ma anche da un punto di vista giuridico, cercare di offrire alle persone che hanno particolari necessità e alle loro famiglie, ai loro caregiver, la possibilità di essere informati soprattutto sui loro diritti, perché se le persone prima di tutto non sono informate, non sanno quali sono i loro diritti, come fanno a porsi al tavolo con le istituzioni per farli valere i loro diritti? Quindi ci deve essere la consapevolezza prima di tutto del mondo del volontariato ad offrire questo tipo di servizi alle persone che hanno bisogno, e le persone che hanno bisogno devono rivolgersi chiaramente alle istituzioni, perché non possiamo metterci al posto dello Stato, dei servizi sociali, questo mi sembra pacifico, però atteggiarsi anche con fiducia verso il volontariato e le associazioni che possono molto e molto spesso, devo dire, risolvere qualche problema. Più siamo meglio è, perché più siamo forza di progettualità e forza di futuro. Quindi bisogna ricominciare a far scorrere quel filo rosso di fiducia tra le persone e tra le associazioni. Non so se è un'altra telefonata perché vedo telefono, ma forse no, ma io vorrei passare al dottor Favaretto perché c'è un qualcosa che non mi torna. Allora, Anna ha parlato molto bene, Anna Corò, bisogna che riusciamo a capire di dare queste informazioni, ma mi sembra che nel 2025 venga tolto il socio, la Anna sta tirando già la fronte, socio, che è socio sanitario sarebbe l'ULS, e rimane solo sanitario. I servizi sociali comunali non avranno più il potere, l'assessore non avrà più il potere che ha adesso e verrà tutto demandato alle associazioni di volontariato. Teniamo presente che
e qua ve lo dico, non so se Anna Corò lo sa e anche Favaretto, che ho avuto il presidente degli alpini in Trovigne, quale ha detto che sono stati tolti dal RUMS, cioè non fanno parte del RUMS, che l'ha indignato profondamente, che non trova una motivazione, perché l'associazione alpini, che è sempre stata quella nel territorio, che ha sempre dato, che ha fatto volontariato vero, concreto, i primi a partire, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, o cominciamo a fare chiarezza, o se no le parole sono come il vento, vanno e passano. Cosa sta succedendo, Anna Corò, nel 2025 con questi nuovi piani? Non si sa mai che piani, ma con questi nuovi piani, ecco, questo RUMS, un'altra nuova parola, ma siamo sempre fermi, sempre là, per me non è cambiato niente, anzi mi è costato anche, e molte associazioni se ne sono anche andate. Allora, Anna Corò, tra il dire e il fare, purtroppo c'è di mezzo il mare. E il mare lo ha formato la politica, ma non ha formato un mare, ha formato un oceano pazzesco, e rischiamo veramente di perdere quelle realtà che ha detto Anna Corò, piccole ma sempre presenti, sempre sul territorio, che davano il meglio di se stessi per un qualcosa che non si riesce a capire dov'è sto qualcosa e l'obiettivo finale. Prego Anna, poi sentiamo il professor Veloce perché siamo allora sono due posizioni completamente diverse. La prima è legata alla legge sugli ambiti territoriali, che è già una legge che è in vigore, ma in questi tempi comincerà ad essere assolutamente messa a terra come progetto. Questo significa che il sanitario sarà diviso dal sociale, e quindi i comuni si ritroveranno a dover gestire in proprio tutta quella parte che per anni e anni e anni hanno demandato al sanitario, quindi all'ULSS, creando incapacità da parte della politica di risolvere i problemi, perché ovviamente anche la politica è come un muscolo: più lavora e più si attiva, meno lavora, meno pensa e più perde pezzi per strada, perde la sua capacità. E quindi troviamo una politica che deve riavvicinarsi abbastanza velocemente al territorio. Ma come fa a avvicinarsi al territorio se non lo conosce o lo conosce pochissimo? Quindi lo può conoscere solo attraverso le associazioni di volontariato, che sono le antenne del territorio fondamentalmente. Ed è per questo che il percorso politica, istituzioni, politica inteso proprio come visione di futuro, non partitica chiaramente, come benessere, gestione del territorio, deve accompagnarsi, anche se magari piace poco a volte, ma deve accompagnarsi alle associazioni di volontariato. Questo è il problema degli alpini fondamentalmente, è qualcosa invece legato al RUMS, legato al codice del terzo settore. E qua apriamo un'altra porta, non so, un portone, dottor Favaretto, Mirella, perché il codice del terzo settore ha livellato tutti allo stesso modo, ha messo insieme cooperative, imprese sociali con le associazioni, con le organizzazioni di volontariato che nulla c'entrano con quel mondo. Un'organizzazione di volontariato è qualcosa a sé, qualcosa che viaggia per conto proprio, non possono assolutamente essere normate alla stessa maniera, e questo è un altro percorso, un'altra, come possiamo chiamarla, lotta mi sembra eccessiva, ma posizione da sostenere nei confronti di un cambiamento, di una ripresa in mano del codice del terzo settore, perché ci deve essere assolutamente una differenza. E torniamo al Far West. Allora, ritorniamo alla parola magica che qualcuno ci sta già muovendo perché vuole diventare il re. E allora continuiamo a dirci le solite cose. Professore, lei sorride, lei lo sa quanto a cuore mi sta questa cosa e quanto sulle scatole mi sta a continuare a sentire queste cose, perché purtroppo sta già succedendo. Però non va bene. Non va bene, professor Favaretto, per il messaggio che viene dato. Allora, noi vogliamo coinvolgere i giovani, vogliamo tenere questi diversamente giovani, come li chiamo io, a fare ancora volontariato con questi presupposti. Ma veramente diamo i numeri, professor Favaretto? Veramente diamo i numeri? Ma meglio che ci venga l'Alzheimer, almeno non ci ricordiamo di quello che si stanno facendo. A questo punto dico, prego professor Favaretto. Sì, beh, io
non faccio commenti perché queste evoluzioni normative sono complicate, personalmente non le ho neanche seguite. L'unica cosa che dico però è che effettivamente va sottolineato quello che diceva la signora Corro, cioè ci sono risorse sociali che sono diverse nella loro natura. Una cosa è tutto l'ambito appunto della cooperazione, eccetera, che ha una sua logica, una cosa è l'ambito delle associazioni. Sono risorse, sono tutte risorse del territorio, insomma, che devono essere in qualche maniera armonizzate. È chiaro che nel momento in cui c'è l'impatto burocratico, cioè della definizione di registri, di caratteristiche, tutto ciò che ha a che fare insomma con il fatto di accreditare o meno certe associazioni, poi si scatenano tutte le problematiche, ripeto, sulle quali non mi soffermo a commentare, anche perché non credo di essere sufficientemente preparato per farlo. Però quello che sempre voglio modesto, sottolineare... professor Favaretto, Cosa? Sempre modesto il professor Favaretto. Insomma, è sempre meglio essere sicuri, no? Quando si dicono delle cose, quindi sarebbe una buona regola evitare di dire cose di cui non è sicuri. Il mondo andrebbe molto meglio, se le persone non dicessero cose di cui in qualche maniera non sono certi del loro fondamento. Purtroppo abbiamo molte persone, spesso sentiamo approssimazioni o generalizzazioni, sarebbe meglio evitare. Ma detto questo, insomma, io voglio sottolineare una cosa, tornando un attimo al concetto di risorsa e di protagonismo, cioè volontariato è un modo di rendere evidente il fatto che stare insieme è una risorsa sociale fondamentale. Le persone umane nascono per stare con gli altri, nel senso, noi siamo programmati, siamo strutturati non per essere individui isolati che vivono per conto loro, ma per guardare il mondo, guardare gli altri che esistono, in qualche maniera condividere con loro. A quanto non so di quello che si pensa, il genere umano è più votato alla comunità che all'isolamento, e certamente ci saranno movimenti individuali di egoismo, di potere, di tutto quello che si vuole, ma la stragrande maggioranza delle persone invece apprezza e ricerca una situazione di condivisione, di parità e di gruppo. Questo per esempio per i giovani è particolarmente importante. I giovani hanno bisogno di fare gruppo e di sentirsi protagonisti, insomma lo dicevamo anche prima. E allora il fatto che esista e che si costituisca questa dimensione nel sociale, dove ci sono persone che vivono delle esperienze e sulla base di questo loro vivere le esperienze poi possono essere di supporto, dare informazioni, recepire suggerimenti, avere delle idee. Ecco, questa è una cosa insostituibile, cioè nel senso per quanto politica, istituzioni, eccetera, possono recepire le necessità e i bisogni, dare prestazioni, fare servizi, ma l'ascolto delle persone che vivono direttamente i problemi è assolutamente impareggiabile rispetto a qualsiasi altro tipo di azione. Io questo mi sento di dire con grande certezza, che questa risorsa qua, cioè del fatto che chi vive le esperienze poi è anche qualcuno che può e ha il diritto di confrontare le proprie idee su come poi queste esperienze, i problemi vadano gestite, sia fondamentale. Questo in particolare, se parliamo di giovani, è una cosa che secondo me dovrebbe avere ampi spazi di miglioramento e ampi spazi per poter permettere di più l'accesso appunto a situazioni associative, di confronto, di persone che avendo vissuto problematiche possono dire ma queste sono le cose di cui oggi abbiamo bisogno, queste sono le cose che ci creano difficoltà. Infatti l'idea anche con Volontari Insieme è quello di costruire una sorta di carta dei diritti delle persone fragili e dei loro caregiver, in maniera tale che si dica in maniera anche molto semplice, insomma, le persone hanno bisogno e il diritto di ricevere delle risposte, di avere degli interlocutori, di ricevere una qualità di assistenza che sia dimostrato essere efficace, cioè cose molto semplici, basilari, ma che poi però vanno verificate nella realtà, insomma. Professor Favaretto, in questi mesi purtroppo abbiamo assistito a tanti baby gang, a tanti atti di vandalismo, fatti di bullismo.
i social che sono veramente delle volte con dei messaggi devastanti. Lei come vede questo mondo? Ed è così vulnerabile come penso io e qualcuno deve intervenire, oppure qualcuno non vuole vedere, ascoltare e dare delle risposte? Ad esempio una risposta, come ha detto anche il dottor Gallucci, è lo sport, che fa bene la mente, fa bene il corpo, ti farà invecchiare in maniera molto più longeva. Ecco, perché non si riesce a capire, ecco, l'importanza di queste discipline, di questo mondo che abbiamo la fortuna di avere? Prego, professore. Ma Mirella, proviamo a vedere appunto l'altra faccia, no, di queste cose. È vero che Baby Gang e tutte queste cose qua si portano dietro dei contenuti negativi e delle immagini distruttive, insomma, rispetto al ruolo sociale e alle modalità di relazione con gli altri, però ancora una volta testimoniano della necessità di trovare una forma di protagonismo. Allora io dico, il fatto che si costituiscono queste tribù, no, intorno a valori assolutamente discutibili, criticabili, no, come possono essere, non so, appunto l'immagine pubblica di un certo tipo, l'uso di sostanze o atti trasgressivi e tutte queste cose qua, è assolutamente una cosa che va contrastata, su questo non c'è assolutamente dubbio, non va promossa, però ne va colto il fatto che queste persone e questi gruppi hanno la necessità in qualche modo di permettere ai ragazzi che vi partecipano di fare gruppo, di essere in qualche maniera a loro modo protagonisti negativi. Però la domanda è: che alternative hanno? Ci sono delle alternative, ci sono delle possibilità? Quanto appunto questa esigenza è stata ascoltata da tutte quelle agenzie, da quelle realtà con le quali queste persone hanno a che fare. Questo non vuol dire che è colpa di chi non li ascolta, non sto dicendo questo, sto dicendo che vanno create delle opportunità, vanno date delle alternative. Lo sport è sicuramente uno di questi. Tanti giovani fanno attività sportiva e su questo ritrovano, no, momenti di aggregazione e anche di identificazione, perché poi ciò che il giovane ha bisogno è sentirsi parte di qualcosa, di qualcuno, di un gruppo, trovare nell'identità di un gruppo anche la propria identità, perché è un momento evolutivo importante nel quale uno... Professor Favoretto, devo chiudere purtroppo perché siamo in chiusura e voglio che anche Anna Corò lanci un messaggio. Come vuoi chiudere, Anna? Beh, avrei tante cose da chiedere. Ti inviterò ancora. Io spero che questo percorso che abbiamo iniziato col dottor Favaretto e che ha iniziato Volontari Insieme sia un percorso che porti a delle grandi soddisfazioni. Stiamo lavorando adesso con 2 grossi progetti, Sconfinamenti e Giovani in Centro, che sono 2 progetti, uno ministeriale e uno finanziato da Kairos, per un totale di quasi 450.000 euro portati nel territorio a favore dei ragazzi, a favore delle scuole, delle comunità, per riuscire a dare una risposta, per coinvolgere i ragazzi. Sconfinamenti. Per sconfinare bisogna sognare, i ragazzi hanno bisogno di sconfinare, i ragazzi hanno bisogno di sognare. Noi abbiamo l'obbligo come società, come famiglie, la responsabilità di offrire questo ai ragazzi, offrire, come ha detto il dottor Favaretto, la possibilità loro di creare la loro identità, di dire la propria e di trovare il loro posto nella società. Questa è una responsabilità che hanno le famiglie. Quindi questi 2 progetti spero abbiano successo e abbiano un buonissimo impatto le famiglie, perché senza le famiglie noi non riusciamo ad arrivare ai ragazzi. Abbiamo bisogno dei genitori, dei nonni e di tutte le persone che ruotano attorno alla famiglia. Quindi, e abbiamo bisogno anche del mondo profit. Basta, devo chiudere assolutamente. Grazie a Anna Corò, Presidente Volontario Insieme, grazie al professor Gerardo Favaretto, psichiatra collegato da Padova, grazie a voi. Adesso la poesia di Mirella. Ciao, a lunedì. E anche questo sabato iniziamo con un'altra poesia molto bella che fa riflettere, una poesia di Danilo Mason sul libro di poesie Partuti Riva Sera, e ho scelto questa, che è perfetta. O mondo de scoasse. Come si cambia impressa la nostra vita? Che vorria un coreo de più anni per fare spesa, per poter provvedere se come andare in gita, anche se dia ogni scaffale che sia sorpresa. Tutto confessionà, nylon, polistirolo, cartoni,
se piccaro il pacchetto che quello che c'è dentro. Se non si sta attenti, ci appemo anche a bidoni, ma con tanta roba uno va a casa contento. I centri commerciali sono un posto di ritrovo. Te guardi, te sai, te compri, te sparagni. Ogni dì ne verse uno di nuovo. In P te ciacqui, te bevi e te mangi. I casoini sono un ricordo del passato, dove te segnavi a spesa sul libretto. Pochi schei, tutto già era misurato. Adesso quello che te spendi è un segreto. Bancomat e carte di credito anche i poaretti. Se controlla sempre quei puoi anche misurare. Pori taccuini, isi quasi sempre netti, sperando non che tocca usarne a cambiare. Ogni dì sacchi de mondizie che sparsora, anche se ormai è tutto confessionà. Così a spussa da in casa a mettiamo fora. Dopo poco tempo il cassonetto si impiena. Una volta non si buttava via niente, ogni roba faceva fine del porseo. Quanto doveva tirare singia a gente, quanta fatica a levare un ceo. A carta serviva in pisare a cucina, l'umido finiva dentro e le amaro, ma se uno aveva qualche gaina, in poco tempo faceva ciaro. A plastica se sta la nostra rovina, in casa ghinè de ogni canton, da tutte sorte, più grossa, più fina, è il vero che finì a sostaion. Se andiamo avanti così, se sottaremo. È meglio per tutti scominciare a riciclare. Dall'energia qualcosa ci apparemo e il smaltimento mi fa solo intavanare. Ciao, a lunedì, buona giornata!